Va ora in onda Filo Diretto. Sono le 11:30, buona domenica da Sammy Varin. Siamo in diretta nazionale su Radio Libertà per dire tutti insieme ciao a Umberto Bossi. Con me, direttamente dall'abbazia di San Giacomo di Pontida, abbiamo Giulio Cainarca. Ciao Giulio. Buongiorno Sammy, buongiorno a tutti. Sì, sono poco lontano dal piazzale che conduce alle scalinate che danno ingresso all'abbazia di San Giacomo di Pontida. Suonano le campane adesso. Si celebreranno tra poco i funerali di Umberto Bossi. Io nel frattempo da stamattina alle 9 ho mandato qualche contributo filmato che poi mi pare di capire che tu manderai in onda prima delle 12. Certo. E niente, voglio solo, ma lo vedranno gli ascoltatori medesimi in parte, voglio soltanto dire che qui c'è tanta gente di quella che negli anni aveva affollato proprio il prato di Pontida, quindi faccia che conoscerai benissimo anche tu Sammy, e questo qui è il flusso delle persone che sono venute qua. Sono tutti coloro, parlo della gente comune ovviamente, non parlo dei rappresentanti politici perché quelli li conoscete tutti e li vedrete tutti in tutti i luoghi, tutte le TV insomma. La gente che è accorsa qui, la gente comune, è la gente che affollava il prato di Pontida, se devo identificarla, con pochissime ma veramente minuscole e inapprezzabili eccezioni. C'è da segnalare, appunto poi lo vedrete in parte, che questo palcoscenico purtroppo, lo chiamo così perché è un funerale, dovrebbe avere una sua dignità, dal mio punto di vista questa dignità è venuta a mancare da parte di alcuni che hanno inscenato cori, rappresentazioni, eccetera, a pro dei loro partitini. Mi riferisco a Borghezio, piuttosto che ho visto molto attivo, molto, come dire, molto rabbioso, e secondo me poco conforme a quella che è la giornata di oggi. Poi ognuno poi fa quello che vuole, ma lo vedrete, lo sentirete. Hanno sfruttato questa cosa per fare un po' di propaganda ai loro partitucoli, diciamo così. Al netto di questo invece c'è tanta gente comune che è quella che abbiamo visto sul prato di Pontida. Quindi non ho molto altro da dire, se non hai curiosità tu o domande o il pubblico, lo so. Certo, l'atmosfera che si respira quindi è a metà tra un raduno di Pontida che normalmente è felice, spensierato, pieno di forza, di entusiasmo, e quello che è un funerale vero e proprio, perché poi ci si rivede comunque con tanta gente, con tanti fratelli padani, come diceva Bossi. Ti devo dire che non c'è un'atmosfera lugubre, funebre, non c'è nemmeno l'atmosfera ovviamente festosa di Pontida, eccetera, però c'è quella gente che si vedeva sul prato e che è la gente che abbiamo imparato a conoscere e di sicuro non è dominata da un sentimento lugubre, funebre, negativo, tutt'altro, diciamo. È la gente di Pontida, l'abbiamo conosciuta in tutti questi anni. Chiaro? Non aggiungerei altro.
al netto appunto di queste piccole furbizie di brevissimo periodo, politicanti, ma quelle secondo me sono il meno. Chiaro, è comunque... Tra poco... Dimmi. No, dicevo che è comunque una giornata molto particolare, una specie di cortocircuito anche politico, perché tra poco arriverà la Premier Meloni, arriverà il Presidente del Senato, cioè tutti quanti per ricordare Umberto Bossi, che noi abbiamo conosciuto e sappiamo che questa Italia non la voleva cambiare, la voleva rendere federalista, voleva 3 Italie, e insomma è un cortocircuito interessante anche da commentare proprio con i nostri ascoltatori, secondo me. Ecco, io invece su questo punto la penso diversamente, perché secondo me non c'è nessun cortocircuito, visto che anche Umberto Bossi è stato più volte ministro, ha fatto alleanze per andare a governare, ha governato, quindi ha accettato pienamente quel mondo che adesso viene al suo funerale, che è il mondo istituzionale. Poi c'è tutta una parte di popolo, questo secondo me è un aspetto interessante, una parte di popolo che secondo me è antica, è esaurita, è il popolo delle Pontida che furono, ma non è il popolo del futuro, è il popolo del passato da questo punto di vista. E la cosa da capire, secondo me, la cosa interessante è capire se il futuro avrà ancora questo aggancio col popolo come c'è stato nel passato. Questo sì, è un popolo del passato, ma il legame col popolo era fenomenale e questa gente lo testimonia fisicamente, no? Anche se appartiene a un passato che direi finito proprio. È il giorno del funerale di Umberto Bossi, ma è anche il giorno del funerale di quell'esperienza lì, secondo me, che può assumere solo forme diverse. Questa è la sfida, diverse da quelle che sono rappresentate dalle facce, dai volti e dai corpi delle persone che sono qui. È quello. Umberto Bossi che appartengono al passato. E quella è una bella scommessa. Il legame diretto col popolo deve assumere forme nuove, perché questo è un capitolo esaurito e bisogna capire in che modo queste forme nuove possano essere messe in opera a beneficio di un'azione politica incisiva come fu quella di Bossi, senza dubbio, che però la parte istituzionale, governativa, le Meloni eccetera, la rappresentava perfettamente, lui stesso è stato ministro. Ecco, l'unica cosa che mi ha colpito, devo dire, è stato il messaggio del Presidente della Repubblica, che ha aspettato, diciamo così, la dipartita di Umberto Bossi per sottolinearne il carattere di sincero democratico. Ecco, questo mi ha colpito. Però l'ho trovato un messaggio fuori luogo, però è la mia opinione. Sì, e vedete quest'altra cosa sul tavolo altrettanto importante. E poi, signori ascoltatori, siamo in diretta e tra poco diamo i numeri di telefono per entrare in onda con noi, perché vogliamo sentire le vostre voci. Giulio, poi puoi mandare prima delle 12 i filmati che ho realizzato, così per avere un'idea dell'ambiente qua. Dopodiché, assolutamente, alle 12 inizia la funzione. Credo possa essere interessante sentire anche l'omelia del celebrante, che dovrebbe essere l'abate, diciamo, dell'abbazia, e quindi poi lo gestirai tu. Poi magari ci risentiamo dopo, insomma, a flash, e salvo il fatto che magari ti posso chiamare io se c'è qualcosa da segnalare. Volentieri. Comunque ci sono una dozzina di filmati e non molto lunghi, c'è un'intervista a Pagliarini, c'è più che altro un quadro d'insieme che potrete mandare anche adesso se volete. Bene, partiamo subito. Grazie Giulio Cainarca, direttamente sul posto all'abbazia di Pontida. A più tardi, Giulio. A più tardi. E noi partiamo subito, certo, ricordandovi che siamo in diretta e che potete già chiamare se volete parlare con noi, se volete dire l'ultimo ciao a Umberto Bossi, se volete dire il vostro ricordo, la vostra sensazione. Altra cosa importante, siamo in radio, ma siamo anche in televisione. Ricordate, c'è la radiovisione sul sito radiolibertà.net o scaricando l'applicazione di Radio Libertà. C'è la possibilità in alto a destra di cliccare radio o televisione e a quel punto vedete anche le immagini che trasmetteremo, quelle che ha realizzato Giulio Cainarca poco fa, ma anche quelle in diretta della cerimonia che sarà mandata in onda anche sui social della Lega, oltre che
lo devo dire per correttezza, anche su Rete 55, canale 88, importante emittente del Varesotto, una delle prime anche che ha seguito la Lega, e anche su Espansione TV, invece una rete del Comasco. Noi facciamo la nostra, in più abbiamo inviato sul posto il nostro condirettore Giulio Cainarca, ma ecco qua subito i filmati che Giulio ha girato di primissima mattina e che vi fanno vedere, vi mostrano una Pontida già affollata alle 9 del mattino. Ascoltiamo e guardiamo. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le ore 9 e sulla via, siamo a Pontida, la città del giuramento, sulla via che conduce al monastero di San Giacomo, dove si celebreranno i funerali di Umberto Bossi. Ci sono già persone a piedi, come vedete, e si sta creando anche una discreta fila di automobili. Ecco, dobbiamo dire che moltissimi si sono organizzati per venire da soli, prendendo la loro bella automobilina o prendendo il treno, visto che a Pontida c'è vicinissima la fermata del treno. Qualche pullman è stato organizzato all'ultimissimo, con la consueta bravura di determinati militanti leghisti. Arriverà anche qualche pullman, soprattutto dal Varesotto, ma non soltanto. Intanto i filmati di Giulio Cainarca. Sto percorrendo la via che conduce al monastero di San Giacomo. Sono appunto poco più delle 9 della mattina e, come vedete, però si sta già creando un certo traffico in direzione dell'abbazia, dove saranno celebrati i funerali di Umberto Bossi. Ci sono anche diverse persone a piedi lungo la strada, numerosissimi ciclisti che hanno costellato peraltro tutto il tragitto, soprattutto nella parte Lecco-Bergamasca, fino a qui. Naturalmente non stiamo a ricordare l'importanza di Pontida nell'immaginario collettivo della Lega, ma anche nella storia d'Italia. Ci penseranno i vari colleghi Rognoni ed altri a parlarne in queste prossime settimane, ma comunque è importantissimo essere ritornati dove tutto è cominciato, a Pontida. Siamo sul viale pedonale che conduce all'abbazia di Pontida, come potete vedere. C'è già un discreto assiepamento di persone nella zona, che presumo sia quella dedicata ai giornalisti. Questa là in fondo, vedete, la scalinata che conduce all'ingresso dell'abbazia. Da quello che ho capito non ci sono posti riservati, tranne che per le autorità in prima fila, ma la famiglia non ha voluto che fosse una cosa dedicata alle autorità, un funerale formale, di Stato, istituzionale, bensì, a quanto ho capito, a quanto ho letto e appreso, c'è la possibilità di entrare nella chiesa fino ad esaurimento posti per chiunque. Certo, inoltre ricordiamo che ci sono questi giganteschi video fuori dall'abbazia, dove si può tranquillamente vedere quello che accade. Certo, è più comodo per chi è anziano, per chi effettivamente oggi aveva altri impegni. Su Pontida è prevista anche una possibile pioggia, assistere direttamente dalla radio, dalla televisione, dal sito radiolibertà.net, ma anche ci sono parecchi media che faranno degli spezzoni di diretta. Questo signore ha deciso di ringraziare Bossi a modo suo. Non era lo spazio dei giornalisti, ma una transenna che separa il piazzale antistante la chiesa dalla chiesa e dalla strada, dall'accesso pedonale. Questo signore ha espresso la sua gratitudine, hai risvegliato un popolo. Grazie Bossi, hai risvegliato un popolo, è la maglietta che indossa questo militante, simpatizzante o semplicemente gente che ha vissuto quegli anni e che ha capito che quella voglia di cambiamento della Lega era assolutamente bidirezionale, trasversale. Ci inerpicavamo su quella montagna dove i partiti cercavano di salire, c'eravamo anche noi e cercavamo di cambiare l'Italia entrando, e questo è importante, entrando all'interno del governo, cosa che inizialmente la Lega non aveva fatto, ricordate questa cosa? Adesso,
come ieri, il fatto di esserci nel governo, secondo me ci deve riportare questo gigantesco entusiasmo per cambiare l'Italia. Siamo un piccolo ingranaggio all'interno del centrodestra, all'interno del governo, ma importante, che può davvero cambiare l'Italia. Tutto intorno al piazzale della chiesa ci sono persone che già dalle 9:10, come in questo momento, aspettano di poter partecipare ai funerali di Umberto Bossi. Io non so se sia vero che si possa entrare fino ad esaurimento posti in chiesa. Sì, certamente è possibile entrare, era possibile entrare fino a esaurimento posti in chiesa, poi naturalmente c'è tutta la zona riservata alle autorità. Siamo sempre dintorni, non dico sul piazzale, ma intorno al piazzale della chiesa. Abbiamo appena incrociato Mario Borghezio, che ha, per così dire, rilasciato alcune dichiarazioni bellicose, non viene da dirle così, ma rispetto, diciamo, il fatto che se vorrà esternarle del tutto le dirà lui. In ogni caso c'è parecchia gente già fin d'ora, sono le 9:15 e cercherò, anzi, perché sono da solo, di documentare al meglio questa giornata con rispetto di tutti, naturalmente, e soprattutto nel rispetto della cerimonia e della persona, perché alla fine stiamo celebrando comunque un funerale. Ecco, naturalmente ricordiamo a tutti voi che siamo in diretta e che potete entrare in onda, se volete, in questo momento chiamando 02 9294 7222. Siamo in attesa dell'inizio della funzione, ma il bello è di essere qui, di essere nella radio che ha inventato Umberto Bossi e che possiamo dirgli il nostro ultimo ciao. 02 9294 7222. Un altro video con Giulio Cainarca, eccolo. Di fronte all'ingresso dell'abbazia sta scendendo i gradini Giancarlo Giorgetti, forse lo vediamo, forse no, eccolo là, forse lo vedete, ma dicono che sia stato uno tra i più attivi nell'organizzare la giornata di oggi, e è confermato che ci sarà la possibilità di entrare a partire dalle 11 per chiunque, fino ad esaurimento posti nell'abbazia. Ecco, le agenzie dicono che ci sono state anche delle contestazioni a Salvini. Grazie capo, la tua storia vivrà sempre con noi, dice questo cartello che stiamo trasmettendo. Questo è l'esterno dell'abbazia di Stiamo Pontida. facendo un piccolo servizio anche per la radio proprio. Grazie. Come diceva Giulio, ci appare misero il fatto che qualcuno prenda l'occasione di tutta questa gente, di tutti questi mass media per strumentalizzare persino la morte di Umberto Bossi, ma sono naturalmente i nostri pareri. Se avete un altro parere, ditecelo allo 02 9294 7222. Qui di spalle vedete il ministro dell'economia Giorgetti, che credo sia stato uno, come dicevo, dei principali organizzatori della giornata di oggi. Il ministro dell'economia è ai piedi della scala che conduce all'ingresso dell'abbazia, dove saranno celebrati i funerali di Umberto Bossi. Ecco il ministro Giorgetti. Insieme a lui l'ex sindaco di Cassano Magnago e tanta gente che conosciamo, tanta gente che ha fatto parte anche in passato del governo, tanta gente che è arrivata e poi molti di questi se ne sono andati, forse anche in polemica alcuni, perché non avevano più
lo spazio che desideravano. D'altronde la politica è così, signori, ci sono tanti voti, quando i voti scendono diminuiscono anche le porzioni per ognuno di noi e quindi praticamente chi voleva andare in Parlamento, voleva essere rieletto, non ha potuto esserlo e non ha trovato nulla di meglio che iniziare a sputare nel piatto dove ha mangiato. Ma queste sono polemiche che vorremmo evitare. Possiamo evitarle? 029294, parlo per me stesso, chiaramente, Sammy Varin. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Prego. Sammy, sono Simone, ciao. Ciao. Niente, io volevo fare un ultimo saluto al capo che mi ispirò e fu il primo mio voto quando andai a votare, e da quindicenne entrai nel movimento giovanile. Era una persona che individuò un popolo prima ancora che guidarlo, insegnò a chi fa politica che cosa significa riconoscere l'identità, l'idem sentire di un popolo, perché la politica come intermediazione tra le istituzioni ed il popolo non può esistere senza questa seconda parte, che è il popolo stesso. Quindi un grande saluto al vero e inimitabile sovranista dei territori. Ciao Umberto, ci hai ispirato e ci hai guidato in una cosa che sembrava impensabile e tu l'hai realizzata. Grazie Simone per queste parole. Se volete dire la vostra chiamate 0292947222. Intanto è arrivata poco fa la premier Giorgia Meloni. Ancora video girate da Giulio Cainarca questa mattina di buon mattino, quando Pontida si stava lentamente affollando. Giancarlo Giorgetti sta parlando con le persone che stanno attendendo qui lungo le balaustre che delimitano la piazza. Adesso si sta riportando, come vedete, verso l'ingresso dell'abbazia. Ecco, Giorgetti in questi giorni molto presente, lo abbiamo visto presente anche nella casa di Umberto Bossi per rendergli il suo primo saluto. Questo è Mario Borghezio. Bossi, Grimaldi, Castelli, Alessandro. Queste sono le mie dichiarazioni, sono queste. Bossi, Grimaldi, Castelli, nell'ordine che volete oggi. Ancora quelli che sono i filmati di un resoconto prima del funerale di Umberto Bossi, che comincerà proprio alle ore 12. Infatti il consiglio che posso darvi è quello di procurarvi un computer o scaricare l'applicazione di Radio Libertà sul vostro cellulare, perché oltre che l'audio potremo vivere anche Radio il Libertà, video. siamo qui con Giancarlo Pagliarini. La mia prima intervista, la stavamo parlando adesso, a Radio Padania Libera nel lontano 97. Mi dovetti documentare per un intero fine settimana sul Trattato di Maastricht, del quale non conoscevo assolutamente nulla, ma dovevo parlare con lui, che era già per me un monumento di sapienza economica. Giancarlo, buongiorno. Mi permetto di darti del tu. Meno male che hai studiato, perché non sapevo niente nemmeno io. Ecco, siamo in una giornata. Eccoci qua. Salve. Aspetta che già che siamo qui con Radio Libertà, c'è che gli dico una roba. Sì. Ieri sono arrivato a Milano in treno, no? Sì. Ormai io vivo in Liguria, no? Ho tirato fuori il primo numero della Padania, ho trovato il numero 1. Sì. Quindi erano lì, ho trovato il numero 1, il numero 2, il numero 4, me lo ricordo benissimo perché è stato il mio primo articolo sulla Padania. Era successo così, che mi chiama il direttore e fa: Paglia, aiuto, il boss... Gianluca Marchi. Sì. Papà, gli aiuto, stiamo aspettando il fondo per domani di Bossi, ma il fondo non arriva, dammi un articolo tu. Erano le 8 di sera, dico: ma a che ora devo dartelo? E alle 6 del pomeriggio, insomma, morale, ho preso il portatile, sono corso lì in redazione e ho buttato giù un articolo di corsa. L'articolo l'ho visto ieri e più o meno era intitolato "La secessione fa bene anche al sud". Ti spiego perché. Sì. Perché non è. Allora, ma ho idea che questo articolo qui valga ancora oggi. Sì, un'economia debole
debole non può avere una moneta forte. Economia debole, moneta forte, sei morto. La lira era già forte per il sud, in prospettiva si doveva entrare nell'euro, moneta forte, e quindi il vecchio Paglia e la Lega diceva separiamoci, il nord che è forte aderisce all'euro, il sud che ha una moneta debole e che se entra nell'euro è morto, non si sviluppa più, resta fuori, avendo un'economia debole avrà una moneta debole, con una moneta debole attiri gli investimenti, attiri il capitale, e qui attiri i turisti, e quindi ecco che si sviluppa e poi entra nel... E tutto questo si è riprodotto con l'euro a livello europeo. Questo era logico, no? Questa era una roba banale e logica. Il problema qual è stato? Che non hanno mai nemmeno voluto discutere questa roba. Se la discutevamo mi dicevano che era sbagliata, va bene, che cambio idea. Invece no, è irricevibile. Voi seminate l'odio, ma che... non seminiamo niente. Però mi viene da dire che questa dinamica qui si è riprodotta poi a livello europeo con la moneta unica, no? Certo. Germania versus gli altri. In Germania gli va benone. Noi in Padania in qualche modo ci salviamo, ma fino a un certo punto, perché dobbiamo mandare le tasse a Roma per pagare le pensioni, per pagare gli stipendi agli insegnanti di tutti e tre. E quindi abbiamo avuto, le nostre imprese avevano meno soldi da investire in nuove tecnologie, fare nuovi investimenti, quindi perdevamo competitività. Quindi quel mio primo articolo sulla Padania è uscito sul numero 4. Quindi siamo nel 97. Siamo nel 97, secondo me è ancora valido ancora oggi. Ecco Giancarlo, ne approfitto della tua presenza qua per chiederti cosa rimane a te, ma cosa rimane anche secondo te al nostro paese della politica di Umberto Bossi. Intanto ha fatto nascere lui l'idea che potremmo cambiare. Uno diceva come facciamo a cambiare? È arrivato il Bossi e ha detto cambiamo, poi è diventato il federalismo, eccetera. Il problema era cambiamo perché dobbiamo diventare un paese più moderno, meno all'età della pietra, ecco, perché eravamo indietro dei secoli, no? E per raggiungere quell'obiettivo i mezzi sono tanti, uno è il federalismo, l'altro è la secessione, l'altro è tutto quello che vuoi tu. Il fine non è mai cambiato, cercando di far funzionare questo paese qua. Questo paese ancora oggi non funziona. Ma c'è possibilità per arrivare a quel fine oggi? Le possibilità dobbiamo sempre sperare che ci siano. Oggi la possibilità si chiama patto per il Nord, secondo me assolutamente, che questo nasce da un'idea di Bossi. Il 14 o 15 gennaio del 2024 ci siamo trovati tutti al Parco di Monza, chiamati da Bossi. Ecco, però io ho letto che Bossi ha detto a Leoni che l'importante è l'unità di tutte queste forze che si richiamano al federalismo, al nord. Esattamente la stessa roba che ha detto. E nel nome della Lega, tutto sommato. Ecco, quello non l'aveva detto a quei tempi. Cioè, quando ci siamo trovati lì nel Parco di Monza, lui ha detto, ragazzi, se ognuno va per conto suo, non andiamo da nessuna parte. E forse il sogno di gran parte di noi è ritrovare una Lega delle origini, e una Lega che si basi anche sul desiderio di tornare alle origini, e quindi un dialogo anche con chi effettivamente pensa più a quella che è la Lega delle origini. Sono tante domande a cui oggi non si può dare risposta, però sono tante meditazioni che la scomparsa di Bossi secondo me ci portano a fare, così come tutti voi avete messo sulle vostre pagine Facebook, su Instagram, tanti ricordi di Umberto Bossi e nostri, della nostra vita, e di quell'entusiasmo della politica, quella voglia di cambiare che c'è ancora nella Lega, perché come vi dicevo siamo entrati nel governo con quella voglia di cambiare. Chiaramente siamo solo un piccolo ingranaggio, perché gli altri hanno più voti, e quindi il cambiamento rallenta, diventa sempre più lento, e soprattutto troppo spesso si può annacquare. Chiaro che la presenza di importanti rappresentanti del governo, la stessa Premier Meloni, che ora vi faccio vedere, sta arrivando in questi minuti oggi a Pontida, ha un suo significato. Significa che forse quell'Umberto Bossi così rabbioso, così spavaldo, ma anche difficile avere un rapporto personale con lui, forse aveva anche ragione. Guardiamo Meloni che entra con Salvini. È l'arrivo di Giorgia Meloni.
Eccola lì. Questa è Giorgia Meloni che sta salendo verso l'ingresso dell'abbazia. È l'arrivo di Giorgia Meloni. Eccola lì. La vediamo che sale le scale. E intanto sta per cominciare la diretta anche sui canali social della Lega e quindi sulle varie pagine Facebook, YouTube, eccetera. Possiamo collegarci, ecco, siamo collegati in questo momento anche con la portante video e chi ci guarda sul sito radiolibertà.net, chi ci guarda con l'applicazione, chi effettivamente ha la possibilità di utilizzare un computer può in questo momento vedere l'auto con la bara di Bossi che è arrivata. Vediamo se c'è anche dell'audio. No, al momento non c'è dell'audio, quindi non possiamo far altro che commentare in silenzio queste immagini, mandando in onda magari l'Amazing Grace, che è un pezzo struggente assolutamente, che ci dà emozioni fortissime. Intanto anche la possibilità per tutti voi di entrare in diretta, perché questi sono momenti storici e viverli insieme è la cosa forse più importante, così come abbiamo vissuto gran parte della storia della Lega su questa radio, quando ci chiamavamo Radio Padania Libera, Radio RPL, siamo sempre noi e quindi il bello è essere insieme fino all'ultimo, dando l'addio, ma semplicemente anche un ciao a Umberto Bossi nel momento in cui ci lascia, ma ci lascia davvero? Questa è la domanda. Cosa ci lascia Umberto Bossi? E intanto effettivamente stiamo trasmettendo le immagini della bara che sta entrando in chiesa e la cosa migliore proprio è alzare il cursore e ascoltare anche questa sottofondo musicale con la musica celtica di Amazing Grace. Ecco, ci colleghiamo con la chiesa dove sono iniziati i canti, la bara sta entrando nel monastero.
per favore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Dopo questo saluto liturgico che ci rende radunati nel Signore, per permettere che celebriamo questo saluto al nostro fratello Umberto, permettete che saluti tutta la famiglia, i parenti, esprimendo loro le mie più sentite condoglianze. E rivolgo anche un saluto a tutte le autorità civili e militari presenti, in particolare saluto l'onorevole Ignazio La Russa, Presidente del Senato della Repubblica, l'onorevole Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati, l'onorevole Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, i due vicepresidenti e anche altri ministri e altre autorità presenti. Saluto anche il parroco di Gemonio, il paese di origine del fratello Umberto, Don Mario, che concelebra con me. Ecco, la liturgia ci invita all'inizio della celebrazione eucaristica a compiere un atto di vera umiltà, chiedere al Signore perdono dei nostri peccati affinché con la sua misericordia ci possa rendere degni di partecipare a questi santi misteri. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che sei misericordia per i peccatori e gioia eterna dei tuoi santi, concedi al nostro fratello Umberto, a cui oggi diamo l'estremo saluto, di avere parte insieme ai tuoi eletti al dono della beatitudine, perché liberato dai vincoli della condizione mortale, nel giorno della resurrezione possa contemplare il tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Giorgetti Così sta dice leggendo. il Signore Dio: ecco, io apro i vostri sepolcri, vi faccio uscire dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi riconduco nella terra di Israele. Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le vostre tombe e vi farò uscire dai vostri sepolcri, o popolo mio. Farò entrare in voi il mio spirito e vivete, vi farò riposare nella vostra terra. Saprete che io sono il Signore, l'ho detto e lo farò. Oracolo del Signore Dio e parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Giorgetti ha letto la prima lettura. Ripetere: il Signore è bontà e misericordia. Il Signore è bontà e misericordia. Dal profondo a te grido, Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. Il Signore è bontà e misericordia. Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore. Il Signore è bontà e misericordia. Io spero, Signore,
Spera l'anima mia, attendo la tua parola. L'anima mia è rivolta al Signore più che le sentinelle all'aurora. Signore è bontà e misericordia. Più che le sentinelle l'aurora. Israele attende al Signore, perché con il Signore è la misericordia, è grande e con lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. Il Signore è bontà e misericordia. Dalla seconda lettura di Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Avrete riconosciuto nelle immagini e nell'audio i figli di Bossi che hanno letto le prime letture. Io sono la risurrezione e la vita, dice il Signore. Chi crede in me non morirà in eterno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Lode a te, o Cristo. In quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo. Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa.
Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole e andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendo: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non... Gesù non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore. Lode a Cristo. Affidando al Signore il nostro fratello Umberto, ci lasciamo sollecitare dalla parola di Dio che abbiamo ascoltato, particolarmente dal Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima. Il racconto è vivo, profondamente emotivo, ma ciò che balza subito all'occhio è la centralità indiscussa di Gesù. Tutto ruota attorno a Lui, ai Suoi gesti, ai Suoi silenzi, alle Sue parole. Gesti, silenzi e parole di Gesù che sperimentiamo anche nella nostra vita, nel nostro cammino di fede, nel cammino di fede di ogni uomo. Ci sono momenti in cui sperimentiamo il silenzio e spesso ci sentiamo smarriti oppure troppo protagonisti nel nostro agire. A volte i gesti di Gesù invece ci colpiscono, ci consolano, come in questo momento, e penso soprattutto ai familiari, agli amici,
che sentono una mancanza, un distacco. A volte la sua parola, la parola di Gesù, ascoltata in chiesa, rincuora e incoraggia. Forse in occasioni come queste in modo particolare, ma anche nel ritmo della frequenza settimanale alla messa domenicale. Ma non sempre comprendiamo l'agire del Signore. Ad esempio, perché Gesù è rimasto ad attendere qualche giorno dopo che ha ricevuto la notizia che Lazzaro ormai era in fine di vita, ormai la sua malattia era avanzata. Questa malattia, dice il Signore, non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Questa è la spiegazione di Gesù, non semplice da comprendere, da capire prima che accada quanto Gesù ha compiuto. La risurrezione di Lazzaro, o meglio, l'averlo fatto ritornare in vita. Ma c'è una buona notizia in questo. Non c'è limite all'agire di Dio. Anche quando tutto sembra concluso e finito, Gesù ci dice che la sua potenza non ha limiti, il suo amore non ha termine, la sua misericordia non ha confini. Questa è una grande speranza per ognuno di noi, oggi per il nostro fratello, ma per ognuno di noi. E Gesù ce l'ha mostrato poi nell'offerta della sua vita e nella potenza della sua risurrezione. Ma la potenza di Dio, la sua onnipotenza, si mostra anche nella delicatezza di una serie di lacrime che solcano il suo volto. Gesù piange davanti alla morte di un suo amico. È accaduto anche a più di una persona, penso, in questi giorni. E forse accadrà ancora, perché il legame affettivo con una persona o familiare, o tutte e due insieme, non si spezza così rapidamente, rimane dentro di noi. E ogni volta che leggo e rileggo questo brano stupendo di Vangelo, mi fermo a contemplare questo pianto di Gesù davanti alla tomba del suo amico Lazzaro. Forse quelle lacrime sono il cuore pulsante di questo brano e hanno la capacità di restituirci la freschezza, la bellezza di Dio, di quel Dio fatto uomo, l'Emmanuele, il Dio con noi. Lo contempliamo tante volte a Natale, bambino, ma anche in questi gesti, il suo essere con noi, vicini. Un Dio che soffre con noi, che non si sottrae neppure Lui alla morte, che piange insieme con noi. Noi pensiamo sempre a un Dio, a volte come una sorta di supereroe, mi perdoni il Signore di questa espressione, che viene e deve venire a togliere ogni ostacolo della nostra vita, del nostro percorso. Gesù non ci evita il passaggio della morte, non toglie il peso della sofferenza in quanto tale, neanche il dramma a volte della solitudine. Ma Gesù fa qualcosa di molto più grande. Condivide con noi tutto questo. Gesù ci rivela un Dio che ci tratta da adulti. Non ci toglie la cosa che ci dà fastidio, come facciamo per aiutare i bambini, ma ci salva dalla morte, attraverso la sua morte, portando con noi anche il peso delle nostre paure e dei nostri dolori. La fede ci invita infatti a vivere diversamente il dolore, in questo caso il distacco. Rimane tale il dolore, certo, ma sappiamo che non siamo soli.
Lui è con noi. Lui ci salva dalla disperazione della solitudine. È il Dio con noi. E ciò che conta per il Padre allora è liberarci, renderci liberi. E allora quel grido, Lazzaro, vieni fuori, indirizzato all'amico Lazzaro dopo aver spostato la pietra e dopo aver invocato il Padre e dopo averlo fatto ritornare in vita, oggi lo sento rivolto anche a me, a ognuno di noi. E possiamo tradurlo come invito a venire fuori da alcuni aggrovigliamenti nei quali ogni tanto nella vita ci infiliamo, ci impigliamo. Lazzaro vieni fuori suona un po' anche come un vieni fuori, caro cristiano, da una vita un po' comoda, un po' sorniona. Vieni fuori dal torpore che frena quell'essere autentico del tuo sentirti figlio di Dio. Vieni fuori, non avere paura di Dio, perché Dio si è fatto uomo, perché Dio cammina con noi. Dobbiamo liberarci, cari fratelli e sorelle, delle bende che non ci permettono di vedere l'amore infinito di Dio e di Cristo. E allora scuotiamo, svegliamo anche la nostra fede. Ma cos'è la fede? Fede è, diciamo, la risposta più immediata, credere in Dio. Sì, ma cosa significa questo? È confessare con sincerità la propria non autosufficienza. La fede è lasciarsi amare da Dio. Ed essere amati è molto bello, ma è anche ammettere in un certo modo il primato dell'altro su di me e ammettere appunto che non sono autosufficiente, ho bisogno. E ammettere tutto questo di fronte a Dio significa dire che abbiamo assolutamente bisogno di Lui per la nostra salvezza. Noi che nella vita pensiamo di fare tutto, di creare tutto, di generare tutto, in verità ci accorgiamo lungo la nostra vita che abbiamo bisogno di un punto fermo, di una persona che condivida per sempre con noi la nostra vita. Questa per me è la fede. E con questa fede vogliamo vivere anche questo momento che inevitabilmente è di distacco dal nostro fratello Umberto. Penso ancora una volta ai familiari, ma anche agli amici più cari, e quanto pare sono tanti e oggi lo vediamo. Ma vivere con fede questo momento significa anche trovare quel canale nuovo con cui possiamo ancora relazionare con Lui, ma questa volta passa da Dio. È la preghiera. È la preghiera per Lui, come stiamo facendo in questa celebrazione eucaristica, per la sua anima, che ora si presenta davanti a Dio. Preghiamo oggi per Lui, anche nei prossimi giorni. Questo è un modo per sentirlo ancora vicino. E avvenga anche per noi, come speriamo anche per il nostro fratello Umberto, quanto è accaduto a molti di quei giudei che erano venuti semplicemente a vedere e a consolare Marta e Maria. Alla vista di ciò di cui sono stati spettatori, il ritorno in vita di Lazzaro, dice il Vangelo, credettero in Lui. Così, con questa frase, si conclude il brano di Vangelo di oggi, con un'adesione di fede. Così speriamo possa vivere, pensiamo ancora un po' lontano per noi, ma possa concludersi anche la nostra vita con questa adesione di fede. Un'adesione di fede vera e profonda. Un'adesione di fede che sente
una vicinanza, una prossimità che sperimentiamo essere forte e definitiva, quella del Signore Gesù. E con questa vicinanza e prossimità continuiamo allora questa celebrazione proprio promettendoci, soprattutto chi è più vicino, è stato più vicino al fratello Umberto, di continuare a pregare per lui e per la sua anima. Intanto abbiamo skippato sulle immagini all'esterno, nel momento in cui la bara di Umberto Bossi veniva trasportata all'interno dell'abbazia con il suono delle cornamuse, molto importante, un simbolo, un altro dei simboli della Lega. Cornamuse, baguette, ci hanno accompagnato per tanti anni in tutti gli eventi più importanti. E li abbiamo diffusi anche attraverso mass media, attraverso CD e altri supporti nei nostri eventi, nelle nostre feste. Il mito di Braveheart, lo ricorderete tutti quanti. Del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, sia che viviamo sia che moriamo, noi siamo del Signore. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché di fronte al mistero della morte infonda in noi la beata speranza della risurrezione. Diciamo insieme: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Umberto, il Signore che conosce i tempi del nascere e del morire, lo accolga nella pace della Santa Gerusalemme. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Umberto, il germe della risurrezione, ricevuto con il battesimo e alimentato dall'Eucaristia, fruttifichi nella pienezza di gloria. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i familiari, i parenti, gli amici, il dolore del distacco si apra alla certezza che la morte non spezza i nostri vincoli di amore, poiché tutti siamo uniti in Cristo. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per la Santa Chiesa, proclami con franchezza apostolica la vittoria di Cristo sulla morte, risposta della fede all'ansia dell'uomo per la sua sorte futura. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per noi qui presenti, celebrando la Pasqua del Signore, ci sia data la grazia di morire al peccato e risorgere a vita nuova. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. In vita e morte siamo Tuoi, o Padre. Confermaci in questa fede e accogli il nostro fratello insieme ai santi nella gioia del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta, che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Guarda, o Signore, il nostro fratello Umberto, per il quale ti offriamo questo sacrificio di riconciliazione. Se qualche macchia di peccato lo ha contaminato e qualche umana fragilità lo ha ferito, il tuo amore misericordioso lo perdoni e lo purifichi. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore e Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli è la salvezza del mondo, la vita degli uomini, la risurrezione dai morti. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli,
nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Benedetto e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricordati del nostro fratello Umberto, che hai chiamato a te da questa vita. E come per il battesimo l'hai unito alla morte di Cristo, tuo Figlio, così rendilo partecipe della sua risurrezione, quando Egli farà sorgere i morti dalla terra e trasfigurerà il nostro corpo mortale per conformarlo al suo corpo glorioso. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e le nostre sorelle defunte. E tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo, concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, quando, asciugata ogni lacrima, i nostri occhi vedranno il tuo volto e noi saremo simili a te e canteremo per sempre la tua lode. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. E ora, guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Per la comunione ci saranno 2 sacerdoti ai piedi dell'altare e uno nella navata di destra all'altare di San Mauro. Per i celiaci verrò subito qui, vicino all'ambone. È il momento della comunione, vediamo in tantissimi sfilare per prendere l'ostia.
Queste ancora le immagini dell'esterno dell'abbazia, con centinaia e centinaia di persone e tantissime bandiere e le cornamuse che hanno accompagnato l'entrata del feretro in abbazia.
Dopo aver elevato fiduciose preghiere per il nostro fratello Umberto, gli rivolgiamo ora l'estremo saluto. Il nostro addio, anche se velato di tristezza per la separazione, è confortato dal sollievo della speranza. Potremo infatti godere ancora della sua presenza, della presenza del nostro fratello e della sua amicizia, e per il dono della misericordia di Dio, la nostra assemblea, che in questa Chiesa ora sciogliamo nella tristezza, ricomporremo lieti un giorno nel regno dei cieli. Consoliamoci dunque vicendevolmente nella fede del Cristo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Umberto, confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, o Signore, per tutti i benefici che hai donato al tuo servo in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso. E a noi che restiamo qua giù, dona di consolarci a vicenda con le parole della fede, fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con Te e con il nostro fratello. Per Cristo nostro Signore. Amen. Prima della benedizione finale, vi informo che ora, dopo la benedizione, porteremo la salma del nostro fratello Umberto nella piazza, ci sarà un altro momento di preghiera breve per affidare il suo ultimo viaggio verso poi la sepoltura, e poi ci sarà un altro momento e concludiamo così il nostro momento di preghiera per lui. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio.
Conclusa la funzione, ora le spoglie di Umberto Bossi vengono portate all'esterno, dove la grande popolazione della Lega lo applaudirà e dove è previsto anche il Va Pensiero cantato dagli alpini. La bara avvolta nel sole delle Alpi. Bellissima e tristissima immagine della bara che scende le scale con il popolo della Lega che l'attende sotto l'abbazia. Tantissimi volti noti e meno noti della Lega, assessori, consiglieri regionali, comunali, ma soprattutto tanta gente semplice, il famoso popolo della Lega, coloro che erano stati conquistati dal condottiero Umberto Bossi in tutti questi decenni. L'urlo Padania libera. Ecco, si sta preparando un altro momento all'esterno dell'abbazia. Vediamo che cosa accade. Roma ladrona, la Lega non perdona. Gli slogan che hanno disturbato ogni governo, perché fuori c'era la Lega. L'urlo secessione. Per cortesia. Grazie. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, la nostra fede confessa che tuo Figlio è morto ed è risorto. Per questo mistero concedi al tuo servo Umberto, che si è addormentato in Cristo,
la gioia di risorgere per mezzo di Lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore. Splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore. Splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'eterno riposo dona a Lui, o Signore. Splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. L'anima del nostro fratello Umberto, per la misericordia di Dio, riposi in pace. Amen. Vai avanti là, vai avanti là. Ecco le cornamuse. Amazing Grace con la cornamusa. Eccolo, il Va Pensiero interpretato dagli Alpini. Del suolo natal, del Giordano le rive saluta, di Sion nelle torri atterrate, o mia patria, si bella e perduta, come canza cicala e fatal. Quando dei cattivi ci batti, perché non so di secondi, le memorie del petto riaccendi, ci fa bella del tempo che fu.
suoi quarti, tragge un suono di crudo lamento. O ti scrivi, Signore, un concetto che ne fonda al patire virtù, che ne fonda al patire virtù, che ne fonda al patire virtù, al patire virtù. Quante volte abbiamo cantato il Va Pensiero o l'abbiamo semplicemente ascoltato in piedi, con la mano sul cuore, prima di ogni intervento del capo e degli stessi rappresentanti della Lega su tanti palchi italiani. Lega Nord, il gruppo politico femminile inquadrato in questo momento, uno dei tanti striscioni presenti nella piazza. Tutte queste immagini che ci sta ascoltando in DAB, in giro per l'Italia, le potete rivedere tranquillamente facendo un giro sulla pagina Facebook di Radio Libertà o sul canale YouTube di Radio Libertà, nonché certamente sulla stessa pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Allora, vi chiediamo gentilmente di andare verso il Pratone perché il carro raggiungerà quella zona. Grazie. Quindi la sorpresa finale, il carro che raggiungerà il Pratone. A questo punto io aprirei anche le linee, visto che siamo in diretta ancora per un po', c'è la possibilità di sentire le vostre voci. Chi vuole intervenire può chiamare 029294 7222, mentre vi riproponiamo ancora le immagini della bara che sta per abbandonare l'abbazia per dirigersi appunto verso il sacro prato di Pontida, di cui ognuno di voi probabilmente ha il certificato. Ne abbiamo comprato un pezzetto ciascuno per salvarlo da un incredibile supermercato che doveva nascere su quel prato e poi alla fine è nato ugualmente, ma è molto più dimesso. Non c'è audio in questo momento, mi conferma Natalia, che devo ancora ringraziare per la sua presenza in questa domenica che sarebbe festiva, e approfittiamo allora per rivedere anche le immagini
di quando la bara è uscita dall'abbazia che ci ha fornito il nostro Giulio Cainarca. Chi si trova in questo momento a Pontida ha la possibilità sicuramente di incontrarlo. Ecco le immagini. In questo momento sta uscendo la bara di Umberto Bossi dalla chiesa, dall'abbazia di Pontida, e sta scendendo le scale, portata a spalle. Si intravede a fatica dietro le bandiere, eccola lì. E allora prendiamo qualche chiamata allo 0292947222, le vostre impressioni, il vostro dolore, ma anche il vostro entusiasmo per il futuro, perché a mio parere la dipartita di Umberto ci deve lasciare qualche cosa di grande che dobbiamo riportare nella nostra vita di tutti i giorni, nella vostra vita politica di tutti i giorni. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto Sammy, sono Laura, chiamo da Brescia. Ciao. Sono una delle vecchie del 90. È minimo, eh? Ce l'ho fatta fino a tutta la messa, ma nel sentire il va pensiero sono scoppiata a piangere. Immagino. Niente. Un abbraccio a tutti e grazie Umberto. Grazie per questa testimonianza, e tutti noi anche in radio abbiamo gli occhi lucidi perché sono momenti storici. Non ce l'ho fatta più a sentire il mio pensiero con la mano sul cuore come faceva lui. E dal 90 Certo. Niente, dai, buona giornata. Un abbraccio, Dai. grazie per esserci, grazie. Un'altra telefonata, prendiamola. Pronto? Pronto, sono Bianca. Ciao Bianca. E allora? Chiamo da Porta Venezia a Milano, perché abito a Porta Venezia. Sì. Forse io sono leghista, appena nato Bossi. Sono emozionata, scusate. Lo siamo anche noi, cara, lo siamo anche noi. Mi scuso tanto, una persona che mi ha legato talmente, ho coinvolto la mia famiglia e stamattina mi ha lasciato sola perché purtroppo è mancato mio marito ad agosto e io sono qui da sola con tutti i miei quadri, con Bossi quando va alla fonte del Po a prendere l'acqua. E cavolo, sì. Poi c'ho come la famiglia che viene giù dalla montagna in argento rialzato con Bossi con la spada, che questo, se venite a trovarmi, se mettete dentro questo quadro che avevo pagato un bel po' di soldi, lo rendo alla Lega perché c'è la sua immagine, l'Italia che scende, la gente, tutti in rialzo. Mi chiamo Bianca e chiamo da Porta Venezia. Se volete venire. Grazie Bianca, grazie. Allora volentieri rimani in linea Bianca, che prendiamo il tuo numero di telefono e sicuramente veniamo anche soltanto a fare qualche fotografia, qualche immagine, perché sei una casa museo, è bellissimo fotografare. Poi ho Bossi con me e un'altra amica che si chiama Silvana, ci abbraccia, e abbiamo fatto una foto con lui. Poi ho un nipote piccolo che ho in braccio a Pontida e sul Sole dalle Alpi c'è scritto: il futuro è cominciato.
Grazie Bianca, resta in linea che prendiamo il tuo numero di telefono così restiamo più in contatto. Intanto potete entrare in onda anche voi chiamando 029294 7222 per dare le vostre impressioni, le vostre testimonianze. Anche voi che vi trovate a Pontida, sono in contatto con gli organizzatori e ringrazio anche tra questi Enrico Sonzogni che ci sta fornendo informazioni. Si fanno 2 file di persone e si passa per il pratone. Questo in questo momento è il contatto di Sonzogni che ci racconta cosa sta succedendo. Quindi le centinaia e centinaia di persone che si trovano adesso a Pontida stanno unendosi in 2 cortei che passeranno poi dal pratone e dove passerà lo stesso capo Umberto Bossi. Intanto ritorniamo sulle immagini del circuito Lega, vi ricordo sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier tutto questo è stato trasmesso in diretta, così come su quella di Radio Libertà, sul canale YouTube di Radio Libertà, quindi se vi trovate in giro in auto e non potete aver visto le immagini ma ci avete solo ascoltato tramite Radio DAB, tutto questo è rintracciabile su YouTube. E speriamo anche che ci sia qualche servizio. La domanda è sempre pertinente, è verso sera nei vari telegiornali. Ce lo siamo chiesti tante volte dopo gli interventi della Lega a Pontida. Chissà se cosa faranno vedere, è vero, nei telegiornali. Queste ormai sono cose storiche che si ripetono negli anni. Torniamo sulle immagini intanto da Pontida e l'invito a tutti voi di chiamare 0292947222 se volete intervenire, con tantissimi amici che ci stanno scrivendo anche i WhatsApp al 3406709659. Rendiamo onore al prode Umberto, andiamo a votare e votiamo nel modo giusto. È vero Arnaldo, non dimentichiamolo. Da oggi si vota per il referendum per cambiare questa giustizia, oggi fino alle 11 di sera, domani fino alle 15, un'occasione anche per alzare la testa e dire ci sono, o ancora meglio, sono tornato, per chi non votava da tanti anni, un'occasione importante quella di oggi. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto? Prego. Pronto, ciao Sammy. E allora? Grazie per questo che avete preparato, per questa cerimonia in onore di Umberto Bossi. Io dico, Bossi è vivo, continua la sua battaglia, è vivo nei nostri cuori. Io lo sento così, per me non è morto, il suo messaggio vive. Quale il messaggio della Lega è contenuto nella sua Lega, libertà, eguaglianza, giustizia, autonomia. Questo è il messaggio che dobbiamo tenere e di Bossi e trasmetterlo, portarlo dappertutto come sta facendo Salvini. Portiamolo dappertutto, facciamo sentire la nostra vita, la nostra voce. Questo che noi dobbiamo fare, il ricordo di Bossi, perché lui era un lottatore, lui voleva la vita, voleva la giustizia, voleva cambiare il mondo, migliorare, voleva fare un bel messaggio di pace, di libertà dei popoli. Questo deve essere il ricordo di Bossi, in altri cuori. Viva Bossi sempre! Grazie. E di nuovo dal mio computer, Natalia, mandiamo il canto del Va Pensiero. Jesus
Da un'altra inquadratura, il Va Pensiero cantato dagli alpini all'uscita dell'abbazia di Pontida, e mentre lentamente ci si sta trasferendo verso il Pratone ci colleghiamo proprio con Pontida, dove c'è una voce che molti di voi riconosceranno. Prima la facciamo parlare, vediamo se la riconoscete. Pronto? Buongiorno caro Sammy, buongiorno a tutti voi. È una voce conosciutissima, sia la voce che la faccia, perché l'avete vista non so dove, non so quante volte su Telepadania, l'avete sentita in radio, l'avete letta sul quotidiano La Padania. Aurora Lussana, storica, anche segretaria di Bossi, posso dirlo alla fine, insomma. Certamente, come no. Caro Semi, hai citato Telepadania, emittente della Lega, e quotidiano La Padania, due organi di stampa immaginati, voluti e sempre sostenuti da Umberto Bossi, e in questa giornata sto pensando a quale titolo avrebbe fatto lui questo giorno, perché da grande comunicatore, e forse tanti non lo sanno, Umberto Bossi era un giornalista, ha scritto libri, ha scritto articoli, era un grandissimo e abilissimo comunicatore, lo sappiamo tutti, stravolto, rinnovato il linguaggio della politica italiana, altro che il vaffa di Grillo e altro che il politicamente scorretto di questi anni. Il suo linguaggio fu di assoluta rottura, quasi eversivo per certi aspetti, e ha fatto così avvicinare il suo grande popolo anche alla politica grazie a questo linguaggio senza mediazioni. E i media padani hanno davvero sempre rappresentato un po' la colonna sonora di fondo della sua Lega. La biografia di Umberto Bossi di fatto è completamente sovrapponibile con la biografia della sua creatura, della sua Lega, e oggi qui sono in questo istante arrivata proprio sul sacro prato di Pontida. Davanti a me la scritta Padroni a casa nostra, un luogo questo che io conosco dai primi anni 90, perché da allora vengo qui per i raduni voluti da Bossi, e quindi in questo momento c'è come una sorta di eterno ritorno, un leghismo eterno che sopravvive a tutto, e il lascito umano e politico di Umberto Bossi, che è un patrimonio materiale e immateriale che lascia il nostro paese e che lascia la comunità. Umberto Bossi è stato il padre fondatore non solo della Lega, ma di una comunità politica, i leghisti, i padani, i nordisti, i bossiani, non so come definirli, ma una comunità che adesso è qui, si stringe intorno a lui. Alle mie spalle intravedo l'abbazia e davanti a me ho trovato un prato bellissimo, qualche margherita, insomma nessuno calpesta il prato, siamo ai margini, siamo come in una sorta di perimetro. Sammy, te lo ricorderai, forse ricordo un po' la catena umana sul Po, qualcosa che mi evoca. Passiamo proprio su queste immagini che ci hanno fornito gli organizzatori. Natalia, chiedo se passiamo sulle mie immagini, si è formato questo cordone di persone che stanno
lentamente invadendo proprio la zona del Pratone con calma, con tranquillità, come che si andasse, se si tornasse effettivamente a Pontida. Ma senti, che significato dare anche quest'oggi a tutte queste personalità che sono arrivate, il Premier, la Premier, i vari presidenti di Camera e di Senato? Io sono un po' frastornato perché Bossi era un rivoluzionario, Bossi non voleva questa Italia, la voleva diversa questa Italia. Bossi si è incistato con la Lega e tutti noi all'interno delle forze politiche di destra o di sinistra per fare il cambiamento, e c'è riuscito addirittura. Una parte della Costituzione è stata cambiata non da noi, dalla sinistra, perché c'era la Lega che voleva cambiarla questa Costituzione. Che significato dare quest'oggi a tutta questa gente importante del governo? Forse che in fondo Umberto Bossi aveva ragione a voler cambiare questa Italia. Le istituzioni presenti oggi dentro l'abbazia, hai ragione, la Premier, i due presidenti di Camera e Senato, il vice Premier Tajani, queste figure, ripeto, istituzionali, oggi secondo me rendono omaggio a una figura che comunque è stata un'assoluta protagonista della storia repubblicana e democratica del nostro paese. È un omaggio a un Bossi che umanamente ha intercettato oltre i confini e il perimetro della Lega, ha intercettato comunque anche con l'intuizione della creazione del centrodestra un sentimento di una larga parte del paese, al di là, ripeto, del confine leghista. E le cariche istituzionali, le altre cariche istituzionali presenti oggi dentro l'abbazia, secondo me sono davvero un riconoscimento umano principalmente, perché la sua vitalità, la sua eruenza, l'ho detto prima, forse la Lega nasce anche forse con toni eversivi, no? Osteggiata da tutto e da tutti, piccoli contro i grandi, lui un po' vendicatore di tutti noi provinciali contro il centralismo romano, quindi veramente il guerriero del popolo, popolano lui stesso e popolare nel suo approccio alla politica. Ecco, dal Prato di Pontida io ti posso dire, è vero, la Lega nasce contro, se vuoi, lo Stato centralista, le istituzioni, ma Bossi è sempre stato capace di tenere il suo movimento dentro il perimetro della democrazia. Io su questo prato ricordo benissimo, era il 2001, quando Bossi si presentò per la prima volta come parte dello Stato e delle istituzioni. La Lega, lo sappiamo tutti, entra nel primo governo Berlusconi nel 94, ma Umberto Bossi direttamente nel governo entra per la prima volta solo nel 2001 da ministro delle riforme, e io lavoravo con lui quella sera, la sera prima di Pontida. Per la prima volta Umberto Bossi si sarebbe dovuto presentare di fronte al suo popolo, lui capopopolo, da ministro, quindi da membro delle istituzioni, come dici tu, no? Come parte dello Stato. E quella sera me la ricordo bene, Umberto Bossi era anche un po' titubante, diceva insomma per la prima volta mi presento da ministro dello Stato italiano al mio popolo, davanti ai miei padani a Pontida. Ecco, io quella sera la ricordo bene, e scriveva il discorso, mi guardava, mi dettava il discorso, e poi insomma in una fase anche un po' così di autoconvincimento su come porsi, ripeteva il discorso, insomma forse te lo ricordi anche tu, Sammy, spesso nei corridoi di Via Bellerio in qualche modo anticipava i suoi comizi, faceva quasi delle prove generali, no, di fronte a noi per capire che cosa stesse suscitando il suo comizio in anteprima, e quindi faceva una sorta di piccola prova con noi fra i corridoi di Bellerio. Ecco, quella sera mi improvvisò il comizio, e poi doveva solo decidere come vestirsi per andare sul prato di Pontida il giorno dopo, e ricordo benissimo che mi disse: ma mi metto un bel vestito perché vabbè sono ministro, ma alla fine io sottotengo la canottiera, perché ricordati che nella vita mi sono sempre fidato di più di chi è in canottiera di chi ha un bel vestito, e quindi come per dire, insomma, io alla fine sono al governo, sono un ministro adesso, ma sono sempre quella roba lì, come diceva lui, sono sempre
figlio del grande popolo del nord. Aurora Lussana, e questi racconti li trovate sul suo bellissimo libro L'Umberto, che ancora gira alla grande e che penso che da quest'oggi tornerà a essere richiesto come non mai, perché sei una di quelle che ha vissuto la Lega anche dall'interno. Molto spesso sei stata l'ultima che ha spento le luci qui in via Bellerio, è vero? Sì, al quotidiano, come no. E quella sera ci venne a salutare Umberto Bossi, venne a salutare tutti noi giornalisti, tipografi, le segretarie. Fu un gesto di riconoscimento e anche per questo, insomma. Certo, ti capisco perché abbiamo ancora negli occhi quel momento e i nostri migliaia di ascoltatori ancora hanno le copie del quotidiano La Padania e ancora ricordano Telepadania e insomma questi modi di trasmettere completamente diversi che avevano portato la comunità della Lega a tutti, avevano fatto conoscere la Lega in tutta Italia, e anche quando la Lega ancora parlava soltanto di Nord, ma si cominciava a capire che voce del Nord. Il buon governo del Nord doveva arrivare in tutta Italia. E poi certamente la scelta di arrivare in tutta Italia, di cercare, non è detto che ci siamo riusciti, di portare la buona politica in tutta Italia. A proposito, Aurora, poi ti lascio andare chiaramente, cosa dobbiamo portare Intanto qua stanno, solo l'ultimo aggiornamento, stanno veramente affluendo tutti sul prato e adesso siamo ancora un po' frastornati. Il va pensiero cantato dagli alpini è stato sicuramente un momento toccante per tutti, un omaggio a Umberto Bossi e in qualche modo anche a quello che ha saputo costruire, no? Lui padre fondatore di una lega, di una comunità, e quindi ecco sto soltanto, mi sposto solo un secondo, eccomi Sammy, qui ti sento meglio, eccoti caro. Ecco, Eccoti. ti dicevo cosa dobbiamo portare di Umberto Bossi nella nostra vita politica quotidiana da domani, perché c'è un significato forte, secondo me, anche nella dipartita di Umberto Bossi in questi giorni, la festa del papà, il primo giorno di primavera, il referendum che oggi si vota, oddio, anche la chiusura del Ramadan, sicuramente, anche questa, insomma, ci sono tante cose che dobbiamo portare nella nostra vita politica da domani, il coraggio. E poi cos'altro? Perché sai, non è semplice, adesso siamo al governo, ogni minima battuta, ogni frase è un po' diversa e immediatamente si girano tutti a guardarci, e soprattutto a guardarci si gira qualcuno dalla sopra addirittura che ha chiamato Umberto Bossi democratico, e questo ci fa piacere, anche se c'è un sincero democratico. Ci è piaciuta. Altro che, anche a me ha sorpreso molto, Sammy, come dici, insomma, una frase sorprendente del capo dello Stato che secondo me intercetta anche bene quello che Bossi in questi anni ha voluto rappresentare, quindi insomma mi ha davvero colpito quello che ha dichiarato Mattarella. E dici bene, è un incrocio di destini, in questi giorni si incrociano tante strade della politica nazionale, date, ricorrenze, dalla festa del papà ad oggi. Infatti c'è questa sorta di filo verde, lasciamelo definire così, che sento come una sorta di risonanza emotiva riecheggiare in tantissimi leghisti. Se n'è andato un padre nel giorno della festa del papà, veramente c'è questa grandissima riconoscenza verso Bossi, perché ha fondato una comunità politica che ha avuto quindi un'origine, un destino da dare a chi ne ha fatto parte, chi magari c'è entrato e poi è uscito da questa comunità, chi per una volta magari ha votato Bossi e poi non l'ha neanche più votato, oppure per chi l'ha votato da sempre. Riecheggia davvero questa risonanza emotiva fortissima. Un padre fondatore a cui va la riconoscenza, che ha dato un'origine, un destino, io dico spesso ha dato radici e ali a una comunità politica. Io lo ricordo sempre, io personalmente manco sapevo di essere una lombarda, quindi Bossi ha dato davvero una consapevolezza di identità e di destino a chi oggi è qui su questo prato, e chiedermi
qual è il patrimonio che lascia, quindi l'eredità che lascia innanzitutto un modo di essere. Il leghista non è ideologia, il leghista non è mai ideologico. La Lega nasce come idea federalista contro le ideologie orribili, disumane di estrema destra, di estrema sinistra, che schiacciano gli uomini e i popoli. Quindi la Lega è idea, ma ideologia, e ripeto, c'è questo patrimonio che è il modo di essere, concretezza ma anche spiritualità al tempo stesso, perché alla fine questa Padania, questa piattaforma produttiva che tutti descrivono come interessata solo ai cambiamenti socio-economici e un po' senza anima, invece ha dimostrato che l'anima ce l'hai. Oggi su questo prato c'è proprio questa, l'anima di una Lega fondata da Umberto Bossi che in qualche modo ci responsabilizza tutti a essere all'altezza di questo suo messaggio. È vero, essere all'altezza, avere quella caratura politica che solo la Lega, mi permetto di dire, in questo momento ha un'esperienza politica indiscussa, il partito più antico che abbiamo in Parlamento, e molto spesso anche questi segnali di una diversa caratura politica rispetto ad altri li vediamo quando succedono purtroppo determinate cose all'interno del governo e in Parlamento, e ti accorgi che chi è insieme a noi ha delle esperienze minimali e quella caratura è veramente quasi impossibile da paragonare alla nostra. Aurora, grazie davvero di essere stata con noi. Grazie a voi tutti e viva la vostra radio di libertà. Grazie. Aurora Lussana, la trovate facilmente in libreria con il suo bellissimo libro L'Umberto. Intanto sono le 13:39, noi siamo in diretta nazionale su Radio Libertà, ancora in video le immagini dell'esterno dell'abbazia, mentre i leghisti stanno sfilando sul Sacro Pratone, e quello che ci hanno detto in organizzazione è appunto che anche la stessa bara, il feretro di Umberto Bossi, dovrebbe arrivare sul Pratone nei prossimi minuti. Intanto però voglio sentire le vostre voci, per cui chiamate 029294 7222. Nello stesso tempo tantissimi messaggi al 340 6709 659. Abbiamo sentito prima le cornamuse, ma il bello della popolarità della Lega sono stati in generale gli strumenti musicali, anche le fisarmoniche. E allora ci scrive Daniel del duo Mazzola: voglio portare un ricordo di Bossi del 2017 alla Bergenfrecce, dove io da ragazzino gli chiesi un autografo e lui da lontano tramite il suo assistente mi scrisse questo autografo che ricordo ancora con grande affetto, perché mi guardò e mi sorrise e mi scrisse: caro Daniel, non fidarti mai troppo delle donne. Umberto Bossi. Lui era così, è stato un precursore sulle problematiche di oggi dette fin dagli anni '80 e soprattutto un visionario sulla comunicazione, perché le sue uscite erano uscite per far parlare di quelli che erano i veri problemi da affrontare. Buon viaggio Umberto, da Daniel del duo Mazzola. Ma vi dicevo, è da tutta la notte che sono arrivati centinaia e centinaia di WhatsApp al 340 6709 659, perché avete vissuto con noi questi giorni anche e soprattutto attraverso i social. Ci siamo ritrovati in decine e decine di fotografie con Umberto e un po' tutti hanno pubblicato la propria, un piccolo ricordo che durerà per sempre. 0292947222. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto, sono Silvana dalla provincia di Torino. Ciao Silvana. Ciao. Io sono una delle prime, so che la prima volta che sono andata, l'ho conosciuto già prima, ma poi quando sono andata a Pontida è stata la edizione del fango. Urca! Approfondavamo nel fango del Pratone. E come no, c'ero anch'io, ragazzi miei. Molti si toglievano gli scarponi. Maroni che aveva gli stivali, mamma mia. Niente. Per dire che io sono sempre stata con Bossi, sempre, perché è lui che mi ha insegnato ad essere orgogliosa di essere piemontese, torinese, leghista, e io lo sono sempre stata nel suo ricordo. Ascolta, sto di nuovo cominciando
a confondermi per l'emozione. Volevo solo dire, se ti pare che possa essere una cosa valida, io ho una quarantina di Sole delle Alpi, perché sono stata col Sole delle Alpi, col federalismo, con la Padania, ho sempre seguito la linea, e poi naturalmente Radio Padania prima e Radio Padania Libera e poi Radio Libertà. Ascolta, se qualcuno vuole, io te le potrei mandare per posta, perché io sono lontana e non guido più da anni. Ho detto l'altro ieri, non mi ricordo quando ho chiamato, che avevo un anno più di Bossi. No, ne ho 2 più di Bossi, perché il 41 è l'anno di mia sorella, invece io sono del 39. Grazie. Ascolta, volevo solo dirti, se ti sembra che possa essere una cosa logica, io ve li mando e poi voi li distribuite a chi vuole. Io ti ringrazio. L'ondata di pensare a Bossi e tutto quello che ha fatto, che ha costruito per la sua Lega, guarda, penso che adesso dovrei averli lì sul prato di Pontida e regalarli a tutti, ma io sono qua, invece non posso muovermi. Beh, vedi che con questa radio sei unita a altre centinaia e centinaia di fratelli padani, quindi il problema non c'è. Prendiamo nota del tuo numero, ti ringrazio davvero, perché potrebbe servire, anche perché qua si sta formando un gigantesco archivio. Voi non lo sapete, ma stiamo lavorando in questi anni in via Bellerio per formare un gigantesco archivio. Avevo ancora anche tante Padagne, ma non ha più tutto continuato. Invece il Sole delle Alpi è completa, ne ho proprio tantissimi. E così, dato che la mia età non so quanto starò ancora. Si resiste bene. Comincia a liberare un po' lo immagino, però armadi. si va avanti tranquillo, sai, a piccoli passi, senza fare troppi sforzi, e tanto ormai vi conoscete. Certo. Quindi... No, io non voglio mica, non mi arrendo mai. Esatto, è brava. Però non voglio lasciarli lì che vadano poi in mani non certo, no, fai bene, bisogna mettere le mani avanti. Possono essere utili volentieri. Grazie Semmi, grazie. Ma che un abbraccione. Io approfitto per salutare naturalmente i leghisti giovani e meno giovani, e quelli un po' più vecchiettini, che ci hanno insegnato tanto, ci hanno dato un imprinting importantissimo, e li abbiamo ascoltati molte volte alle feste della Lega, ed era bellissimo ascoltare loro e il nostro capo Umberto Bossi, così come ci hanno dato un imprinting importantissimo nella vita a noi figli, a noi nipoti. Ma non per questo adesso siete scartati, assolutamente, siete sempre in ballo e dovete ballare un po' più lentamente, il ballo dell'orso, muovendo, e quindi alzare il culo, ad esempio quest'oggi, dal divano o dal letto con tanta fatica, ma recarvi a votare per il referendum sulla giustizia. Oggi fino alle 23, domani fino alle 15 c'è questa bellissima occasione per dimostrare che abbiamo voglia di cambiare, per dire io ci sono anch'io, e magari qualcuno dirà sono tornato, nella famosa gabina elettorale. 0292947222. Chi vuole entrare in diretta adesso lo può fare, mentre vediamo ancora l'esterno dell'abbazia di Pontida, centinaia e centinaia di persone sono lì riunite, ma parallelamente si è formato un corteo di persone che sta ritornando al Pratone. Ecco, in questo momento uno dei tanti striscioni della Lega, ma soprattutto decine e decine di persone che vogliono fermarsi per dire una preghiera sul sacro prato di Pontida. Un po' di WhatsApp, la bandiera del Sole delle Alpi posata sul cofano mortuario, la scelta azzeccata e sublime delle cornamuse. E finalmente le nostre bandiere che sventolano. Noi vecchi, veri leghisti. Vecchi perché invecchiati con il sogno di un nord libero, noi moriamo con te. Ecco questa frase potentissima, forse da revisionare, perché non si muore. Il nostro desiderio di libertà va avanti, lo stiamo insegnando ai nostri figli e ai nostri nipoti. So che molti di voi gli stanno facendo dottrina su quello che è stato Umberto Bossi. Mi diceva Natalia, che ha la fortuna di essere molto più giovane di me, che lei lo ha vissuto come un essere mitico, qualcosa che ha visto in televisione quando era piccina, un essere mitico, una persona mitica. E anche questo, e noi che l'abbiamo avuto come capo, noi che
e l'abbiamo visto a Radio Padania Libera. Io che ero lì nei nostri studi quando lui apriva la porta tutto arrabbiato dicendo ma perché non si sente Radio Padania a Milano? E io gli dicevo, guarda Bossi, il 103.5 purtroppo è poco potente, e dopo che ti allontani dall'antenna che c'è in Viale Fulvio Testi a Cinisello entrano i disturbi, eccetera, e alla fine ha avuto ragione Bossi, ha cominciato a prendere frequenze in tutta Italia, ha fatto arrivare Radio Padania anche al sud e nelle isole, ed è stato un anticipo di quello che poi sarebbe stata la Lega Nazionale. Potete pensarla come volete, ma ha fatto conoscere la radio e la politica della Lega anni e anni prima che la Lega diventasse un partito nazionale. Claudio Di Chignolo, ciao Sammy, un abbraccio, la bandiera con la sua firma avuta nel Parlamento di Chignolo Po, gloria ad Umberto sempre. Ed eccola qua, facciamola vedere, la bandiera del Sole delle Alpi che sventola sulla casa di questo ascoltatore di Chignolo Po. 0292947222. Tantissimi messaggi, vi dicevo anche nel corso della notte, perché da notte a volte porta consiglio, porta pensieri, fa piangere, fa meditare, e una persona magari si decide a scriverci in un orario pazzesco della notte perché in quel momento sei sveglio e ci pensi. È la magia della radio e anche la comodità di un messaggio WhatsApp. Ci sono tanti nuovi ascoltatori quest'oggi che si sono posizionati su Radio Libertà o su Facebook, su YouTube, proprio per questo, per cercare di ricordare Umberto, cercare di capire meglio com'è la Lega di quest'oggi. Davvero, inserite nella memoria del vostro cellulare questo numero 340 67 09 659. Questo è il numero WhatsApp esclusivamente per messaggi WhatsApp di Radio Libertà. 340 67 09 659, e in qualunque momento del giorno o della notte potete inviare tranquillamente un vostro pensiero, anche audio, anche video se volete. Poi il primo giornalista che arriva la mattina ve lo legge, e guarda caso sono normalmente io, Sammy Varin, che apro le trasmissioni la mattina. Mi volevi dire qualcosa ma non ti ho sentito io. No. Ah, ok, perfetto. In questo momento, grazie Natalia, sta abbandonando l'auto con il feretro la piazza del monastero, dell'abbazia, e immagino che arrivi sul Sacro Pratone. Immagino, ma non so se avremo effettivamente anche una portante video per quella zona. Intanto vi leggo ancora un po' di vostri messaggi. C'è Ilaria: condoglianze alla famiglia, ciao Umberto, buon viaggio. Anche io ero stata folgorata dal suo pensiero federalista e di libertà a 18 anni nel lontano 1994. Ritornate alla Lega delle origini, ci scrive Ilaria. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Pronto, ciao Sammy, sono Mara. Mara. Prima di essere a Lega nell'87-88 Lega Lombarda, dopodiché militante nel 92 e segretaria di circoscrizione a 24-25 anni. Wow. Come diceva l'ascoltatrice prima, folgorata dal pensiero, dall'uomo che era Umberto Bossi. E uno dei ricordi più belli è quando nel 94 c'è stato, diciamo, il comizio a Saronno elettorale, dove è venuta un sacco di gente, e io sono andata a prenderlo all'uscita dell'autostrada, ho lasciato lì la mia macchina e sono salita in macchina con lui insieme a Verderio Modesto, quindi io ho dei ricordi che resteranno indelebili. E niente, anch'io mi auguro davvero che la Lega possa tornare alle origini, perché solo così si può recuperare quello che è la storia. Alla fine Lussana prima diceva un sacco di cose belle, ci ha fatto riscoprire quella che è la nostra origine, e noi dobbiamo tornare alle origini per affrontare un futuro che secondo me non è molto roseo, quindi sarà difficile, però me lo auguro. È una giornata molto triste per me, io ancora ho gli occhi gonfi e non riesco a smettere davvero di piangere.
Buona giornata a tutti. Grazie davvero. E puoi immaginare la nostra giornata, noi che l'abbiamo vissuto proprio, eravamo lì di fianco a lui. Aurora Lussana era la sua segretaria, ma poi è stata direttrice del quotidiano La Padania, di Tele Padania. E noi in radio lo abbiamo ospitato decine di volte, cioè più che lo abbiamo ospitato, lui entrava quando gli pareva, anche nelle trasmissioni raccontava Salvini. Ieri è stato in diretta tutto ieri e lo ritroverete poi ancora nel pomeriggio e ritrasmetteremo l'intervista che gli ho fatto io la mattina presto e poi Giulio Cainarca. E lo stesso Salvini raccontava quando era in diretta, lui conduceva Sulla Notizia alle 9:30 del mattino, arrivava qua, si metteva le cuffie e ascoltava le vostre telefonate. E a volte il regista Carnelli, che salutiamo perché è uno storico regista insieme a Colombo, storici registi di Radio Padania Libera, Carnelli che faceva un segno disperato dicendo c'è Bossi. E nel momento in cui diceva c'è Bossi, il panico arrivava in studio, che ci fossi io, Carnelli, Cainarca, ma lo stesso Matteo Salvini, dicevamo cacchio, adesso chissà che cosa dice, cosa ho detto di male, cosa ho fatto di male. Invece molto spesso era soltanto magari una scusa per puntualizzare e qualche telefonata in diretta che c'era appena stata o per allargare l'argomento. Umberto Bossi ci ascoltava dalla sua auto e mentre si faceva portare dal grandissimo Aurelio, che salutiamo, suo storico autista, in giro per l'Italia. Ma do di nuovo la linea a voi, chiamate 029294 7222 mentre mi stanno arrivando fotografie bellissime della bandiera del Sole delle Alpi, della Lega, messa nei posti più strani di ogni abitazione. Se ne avete potete inviarmele in questo momento che ve le trasmetto al 340 6709 659. Pronto? Linea caduta, ne prendiamo un'altra. Pronto? Pronto, ciao Sammy. Ui. Ciao, sono Francesco da Rona. Eccolo. Eccomi qua. Io purtroppo non sono potuto andare perché sono di servizio ai seggi, quindi forza maggiore, non sono potuto essere lì a Pontida, ma mi sono sentito grazie a voi, grazie a Radio Libertà, probabilmente tutta la cerimonia e tutto, mi sono sentito, quindi avete fatto anche un bel servizio, complimenti, ma su Radio Libertà, diciamo Radio Padania, non ci sono dubbi, siete sempre sul pezzo. E grazie. Niente, io sono stato lì simbolicamente col mio cuore verde Padania, che tu lo sai che insomma negli anni addietro era così, e spero che, come ha detto l'altra ascoltatrice, che si ritorni un attimino un po' a essere tutti insieme, perché se la Lega è unica e potente, se ci dividiamo qua non andiamo da nessuna parte, come ha detto anche il Prosperini che ho sentito stamattina. E grazie. Niente, un saluto al capo e guarda da su il tuo popolo, che sicuramente la battaglia la porta avanti, anche se tu non sei più con noi fisicamente, ma nel cuore, nella testa e nella forza di andare avanti ci sarai sempre. E grazie ancora per quello che hai creato, che senza di te non ci saremmo qua tutti noi a parlare di Lega, di parlare di federalismo e tutto. Sammy, ti mando un abbraccio anche a te, che è simbolico per tutta la famiglia che siamo noi leghisti, e speriamo in bene nel futuro, che ci riprendiamo alla grande e se ritorniamo come una volta diamo del filo da torcere a tanta gente, tanti partitelli. Sammy, un abbraccio, e Umberto sempre forza, sempre nei nostri cuori, su nel cielo, viva la Padania e viva la libertà. Ciao. Grazie, hai detto bene, viva la libertà, viva i territori, dobbiamo tornare a difendere i nostri territori, che poi il lavoro che sta facendo quotidianamente un fracco di gente della Lega, parlamentari, deputati, senatori, consiglieri comunali, regionali. Il problema è quello che vi dicevo all'inizio, la bravura di Bossi è stata quella di inserirsi nella politica, da essere esterno, non c'entravamo niente con quella politica, ma siamo riusciti a inserirci, a fargli fare alla politica quello che volevamo noi, ad esempio, lo ricordiamo, il federalismo fiscale, anche se poi
non è stato completato perché mancavano le famose istruzioni per l'uso, causa di chi? E quello me lo sono sempre chiesto. Come mai sono arrivate le istruzioni per l'uso per Roma e per il resto non se n'è più parlato? Stessa cosa per l'autonomia, ragazzi, ce l'abbiamo lì sul tavolo, al momento abbiamo dato più poteri per Roma, ora tocca al resto d'Italia. E in questo bisogna essere molto duri, e sapete che abbiamo un certo Calderoli, che abbiamo visto tante di quelle volte in radio anche lui, che su questo non farà un passo indietro, dico uno. Ma dovete essere risoluti anche voi. Fare coraggio alla Lega, dare coraggio e dare forza alla Lega nelle prossime elezioni. E sapete già, nei prossimi mesi si vota in molte città e paesi d'Italia, oggi e domani il referendum sulla giustizia. Insomma, bisogna tornare ad alzare la testa e dire: ci sono io, sono ritornato in cabina elettorale, già dopo magari tanti anni che in cabina elettorale non ci andavate più. È uno sforzo che forse dobbiamo fare tutti noi, anche nel nome del grande capo Umberto Bossi. Di nuovo, linee aperte, 0292947222, la voce di Sammy Varin. Proprio ieri mi hanno mandato un vecchio video targato 1992 e penso di aver scoperto che sono stato la prima voce della Lega. Poi ve lo faccio sentire. Intanto sentiamo le vostre di voci. Pronto? Sarebbe molto interessante sentirlo, Sammy. Ciao, sono Massimo da Carcare, Sammy. Ciao. E un ascoltatore in precedenza ha detto una cosa che appunto mi era venuta in mente anche a me, e cioè che il miglior modo per onorare la memoria del grande senatore Umberto Bossi è quella di intensificare gli sforzi per mandare in porto le battaglie storiche della Lega, come l'autonomia, e speriamo oggi anche la separazione dalle carriere, ma soprattutto l'autonomia. Ho recentemente finito di rileggere il libro di Luca Zaia, che saluto, riguardo l'autonomia differenziata alla rivoluzione necessaria, ed è quella che può mettere in moto il risanamento del nostro paese e rilanciare l'economia. E qui sono davanti anche al computer alla lapide che c'è sull'abbazia di Pontida, a fianco al portale. Io e i miei familiari eravamo stati lì a Pontida anni fa e questa lapide riporta il giuramento della Lega Lombarda Storica. Forse è il caso di rinnovare quel giuramento lì. Pochi uomini allora fecero un giuramento che portò alla sconfitta dell'imperatore, che era la massima autorità politica dell'Europa. E anche se adesso sembra difficile realizzare l'autonomia e le altre riforme, dobbiamo stringerci e rinnovare quel giuramento, Sergio. Questo è il mio pensiero di oggi. Vero, e ti ringrazio perché queste sono proposte importanti e che poi arrivano ai politici che in questo momento ci stanno ascoltando, sono tutti sintonizzati su Radio Libertà. Il bello di avere ancora una radio, l'importanza anche e ringraziamento per tutti voi che ci state aiutando andando sul sito di Radio Libertà, cliccando sul tastino Dona Ora e dandoci quei 5 euro su cui io scherzo ogni mattina in rassegna stampa. Aiutateci con 5 euro. Sembra una stupidata, ma siete in centinaia e centinaia. Se riuscite nel corso di questo mese a passare in posta, a prendere quel conto corrente postale, scriverci 37671294, scriverci per Radio Libertà a Milano, contributo volontario, ragazzi, la nostra radio può tornare a essere ancora più potente come ai tempi lo era Radio Padania Libera, e questo si può fare facilmente anche dal sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra Dona Ora e poi decidendo con carta di credito o segnandovi il numero del conto corrente postale di darci una mano. Si stanno affollando le nostre linee telefoniche, chiamate 029294 7222, soprattutto voi che magari durante la settimana non siete riusciti a entrare in onda e a dire il vostro ricordo di Umberto Bossi. Pronto? Pronto? Ciao. Sono Luisa, 90. Ciao. Io ti voglio ringraziare, incommiabile quello che stai facendo in questi giorni, in questa occasione.
Io ti posso solo dire che ancora una volta mi sono sentita in famiglia. Grazie Sammy. Ciao. Grazie, grazie. E questa è la cosa più bella. Siamo in famiglia, Luisa, non ci siamo mai separati, siamo sempre qui a tenervi compagnia, certo, e a volte è più difficile trovarci perché Radio Libertà non è più in FM, bisogna comprare la radio DAB o bisogna scaricare l'applicazione sul proprio cellulare e a volte si blocca tutto, è vero anche questo, ragazzi, cioè internet è pieno di tranelli, però noi ci siamo, non molliamo, come dico io, con le pezzi al culo, con pochi euro, con lo stipendio che a volte arriva, a volte no, e l'aumento non l'ho mai chiesto in tutta la mia vita, ci mancherebbe altro, già è un privilegio per me avere lasciato l'Italia per andare in Padania, perché io ho fatto tanti anni a Radio Italia, forse qualcuno se lo ricorda. WhatsApp al 340-6709-659. Intanto ci ha scritto Giulio Cainarca che si trova sul Sacro Pratone in questo momento, dove stanno migrando tutti i leghisti e dove sta arrivando anche il feretro di Umberto Bossi, quindi tra poco avremo anche le immagini del feretro che purtroppo sul circuito nazionale non sono state trasmesse. Intanto che giustamente arrivano le vostre chiamate, è libera la linea adesso, Natalia? Sì? Allora approfittate, ragazzi, linee libere, è il caso di farvi avanti, 02 9294 7222, e io approfitto per farvi rivedere e risentire uno spot che mi è arrivato, che mi ero dimenticato di aver fatto, del 1992. Si trova su YouTube, Il credo della Lega Nord, spot TV 1992. Mai avrei pensato di ritrovarlo e qui eravamo proprio indietro nel tempo, ragazzi miei, prima che succedesse il patatrack, Berlusconi sì, Berlusconi no. Sentiamolo e vediamolo insieme, perché anche il video, eccolo qua. Ci sarà la pubblicità come minimo? No, eccola qua. In una società più giusta, in una sanità migliore, in più lavoro e meno disoccupazione. Credo in un fisco più equo, in più risorse per le imprese e i lavoratori del nord, in un sistema pensionistico più vantaggioso. Credo nel controllo severo dell'immigrazione, nella lotta alla criminalità fatta con la polizia regionale. A casa mia voglio vivere meglio. Pretendo che le tasse pagate restino nella mia regione, per lo sviluppo economico, per le scuole, gli ospedali, per le strade che lo Stato non ci ha dato. Pretendiamo di essere padroni a casa nostra. Fai la volontà del Nord, scegli di essere libero. Vota Lega Nord Padania. Sì, era proprio la voce di Sammy Varin, a quanto pare la prima voce della Lega Nord. 02 9294 7222. Intanto è arrivato anche il video di Giulio Cainarca dell'arrivo del feretro di Umberto Bossi a Pontida. Vi conviene sintonizzare anche il vostro computer o il telefonino, tra poco ve lo mostro. Intanto la telefonata. Pronto? Pronto? Ciao. Sono io? Ciao, sei tu. Sono io, sono Rosanna di Sesto San Giovanni, alias Garancini. Ehi là. Dunque, noi abbiamo vissuto la Lega dall'inizio, ancora prima della Lega. Io ho conosciuto Bossi che era studente di medicina a Pavia. L'ho ritrovato anni dopo che faceva il primo comizio di quello che era la Lega Lombarda, che diceva Milano non è come New York. Te lo ricordi quello slogan? È vero. È durato anni e anni. Comunque, quando ha avuto finalmente una sede qui a Milano, mia figlia è andata a lavorare per lui, mio marito faceva lo spostamento per andare da un comizio all'altro in macchina, con la nostra macchina, con su Umberto, no? Dunque Umberto era una persona semplice, non una persona che uno si fa magari perché è grande o che, è rimasto una persona semplice. Comunque,
Noi l'abbiamo vissuta passo per passo, mi ricordo quando poi da Piazza Massari siamo passati in via Arbe e poi dopo il salto di qualità col Berlusconi in via Bellerio, dove tuttora siete ancora, no? Sì. Tanto per darti un'idea di come era l'Umberto, all'epoca lì c'era la mensa dentro e noi si andava a mangiare, noi esterni, io ero un'esterna, andavo a mangiare lì in Lega. Ero lì che stavo facendo la coda, arriva lui, logicamente gli dici: senatore, se vuole, non l'avessi mai detto. Ma cosa si crede? Non sono mica una donna incinta. Io sono qui, faccio la coda come tutti gli altri. Tanto per darti un'idea di come era comunque lui. Io non ho potuto andare a Pontida per via delle gambe, che non mi reggono, però mio marito è stato il giornalista della Padania, il giornale. Faceva i reportage con la Giulia Macchi per la tele Padania, no? Certo. Andava dappertutto, guarda, andava dappertutto. Poi dopo, siccome non aveva disponibilità di tempo, perché anche lavorava mio marito all'epoca, si chiamava Armando, non so se l'hai sentito parlare. Comunque lui era il fotografo, era il cineasta, era tutto quello della Lega. Certo. E soprattutto eravamo anche amici della Renata Galanti. Che fine ha fatto? Bella domanda, grazie a questa ascoltatrice. Non lo so, è un'eresia, immagino che non sia più tra noi, però se avete qualche notizia in più chiamatemi e me lo dite, anche perché era una vecchia collega, già anziana all'epoca, di Radio Padania. Intanto stiamo vedendo le immagini e sentiamo anche l'audio fornite da Giulio Cainarca dell'arrivo del feretro di Umberto Bossi al Sacro Pratone. Dietro la linea bianca. Siamo al Pratone, sta arrivando il feretro con Umberto Bossi. Le bandiere tenute in mano da decine di militanti, di consiglieri regionali, comunali, europarlamentari, deputati e senatori, ma anche da tanta gente comune. Anche il suonatore di cornamusa è su tanti palchi insieme a noi per creare quell'atmosfera che ci portava lontano, che ci faceva veramente venire voglia di essere dei piccoli Braveheart. Chiamate 0292947222, il vostro ricordo della Lega di Umberto Bossi, ma anche il vostro ricordo personale di voi non leghisti. Che cosa ha portato la Lega? Quale novità la Lega ha portato in Italia? Ha fatto capire forse anche da parte del centro e del sud
che c'era qualche cosa che non funzionava lì? È servita in questo senso? Chiamate 0292947222 oppure certamente inviate un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Alla famiglia di Bossi e a tutta la famiglia leghista le più sentite condoglianze. Bossi è stato un politico di spessore, ci ha portato a credere nell'importanza della politica e nel valore del Nord. È vero Mariella, è nell'importanza della politica, cosa che oggi viene decisamente schifata la politica, e chi va più a votare? E questo è il miracolo che dobbiamo cercare di fare, ragazzi, trovare la forza di convincere la gente che bisogna esserci. Non esserci è soltanto peggio. Non avevamo mai aderito ad alcun partito, ma lui ci ha dato un ideale, ci ha stimolato a evangelizzare, a essere cittadini disposti a sacrificarci per fare conoscere i nostri ideali. I giovani devono conoscere meglio il pensiero di Bossi, devono ricordarsene e non puntare solo ad ottenere incarichi o privilegi. Mariella di Colico. Sammy, metti spesso il decalogo della Lega, devono conoscerlo tutti. Per favore riprendete il Pratone, sempre avanti, a Lecco serve una vera Lega. Grazie senatore, grazie Sammy, saluti da Aldo. E certamente mi state scrivendo un po' da tutta Italia al 340 6709 659 e c'è da approfittare anche di questa gigantesca riunione che stiamo facendo su Radio Libertà per ricordarvi l'appuntamento con la manifestazione della Lega del 18 aprile. E qui si ritorna davvero alle origini, perché il motto, il claim di questa manifestazione è padroni a casa nostra. Direi che ci siamo, che ne pensate? Senza paura, in Europa padroni a casa nostra. 18 aprile, ore 15, Milano, Piazza Duomo. Penso che la cosa più bella che possiate mai fare, ricordando Umberto Bossi, è domani contattare la sezione della Lega a voi più vicina e dire: mi prenoto, ci sono. 18 aprile, ore 15, Milano, Piazza Duomo. Ragazzi miei, più simbolico di così, il luogo, ci vengo. Da ogni parte d'Italia verranno organizzati pullman che vi porteranno a Milano il 18 aprile alle 15. Diciamo che è il caso di farsi avanti? È vero? Grazie Umberto Bossi, grazie a tutti voi, grazie. Ero una ragazzina quando l'ho sentito la prima volta e con papà abbiamo partecipato alla prima manifestazione a Varese. Ricordo le parole che mi hanno dato la speranza, che mi hanno dato la gioia di lottare per la libertà. Quanta strada con le bandiere e la camicia verde, manifestazioni a Pontida, sempre con la gioia nel cuore perché tutti noi abbiamo sempre creduto in lui e lui non ci ha mai tradito. Grazie Umberto, ci ha scritto Cristina. Ma vi dicevo, tante immagini anche di bandiere di Sole delle Alpi, del fazzolettino verde della Lega, io ce l'ho ancora in macchina, ci mancherebbe altro, non lo tolgo più, e di tanti gadget, ce ne avete chissà quanti a casa che venivano distribuiti alle feste della Lega, ma anche qua nel fortino della Lega da cui vi parliamo c'era Bocchio con il suo negozio gigantesco, pieno di ogni cosa, dagli accendini alle penne, dal Sole delle Alpi messo ovunque, scusami, il famoso profumo Dur, dove lo metti? Io ce l'ho ancora a casa, profuma ancora, il profumo della Lega si chiamava Dur. E come mai lo volevi chiamare? Scusa, altro che denim per l'uomo che non deve chiedere mai. Io uso Dur e ce lo abbiamo ancora, in tutti i sensi. Grazie capo, la tua storia vivrà sempre con noi. La sezione di Pontida della Lega, con altro striscione bellissimo. Ma sono tantissime le immagini che mi state inviando al 340 6709 659. E certamente cose che poi rimangono per sempre e che danno alla Lega quella connotazione di partito che non finirà mai di influenzare la politica italiana. Chiaro che bisogna spiegarla bene, bisogna raccontarla bene
e ti ripeto, all'interno di un governo di centrodestra, importantissimo, che ha permesso di mettere al governo personaggi carismatici e bravissimi della Lega, come il grandissimo Giorgetti, perdonami, insomma, diciamo che all'interno della compagine di governo non c'è solo la Lega, e la Lega non ha la maggioranza. E questo è importante per il futuro, bisogna dare più potenza alla Lega, altrimenti come metti in pratica ciò che ci avete insegnato voi ascoltatori, quel motto che io dico sempre: le vostre proteste diventano proposte politiche, se poi vengono annacquate da un centrodestra un po' più ben pensante e fin troppo ben pensante, ragazzi miei. Adesso non veniamo alle polemiche, oggi non è la giornata delle polemiche, vero? Però ragazzi, ci vuole tanta pazienza e a volte anche, posso dire la mia, qualche minaccia. Qualche minaccia, io l'ho detto a Matteo Salvini l'altra sera a Varese, minacciare in senso buono, minaccia politica, non capite male, minacciare di dire: oh, guarda che noi ce ne andiamo, se non portiamo avanti l'autonomia, noi ce ne andiamo, poi non ci andiamo via, però, anche perché sarebbero pronti a sostituirci, secondo me, però capite un attimo. Rosanna, ti ricordi, Matteo, quella sera via tutto il personale ci trovavamo a parlare con il capo che faceva dei conti e prevedeva quello che sarebbe successo alla Chiesa. Rosanna da Sesto San Giovanni ci scrive: la rovina dell'Europa è un futuro nebuloso e incerto, grande uomo, padre e fratello, non riesco a parlare altrimenti piango, il grande personaggio che abbiamo conosciuto. E ancora, Matteo Salvini è riuscito a evolvere in modo positivo la Lega, lasciando la concezione politica nord-centrica, che non aveva nessuna prospettiva futura realizzabile, per abbracciare la prospettiva politica Italia-centrica, in quanto Salvini si è reso conto che era necessario portare avanti gli interessi, le difese dell'intera Italia e non solo del nord Italia. Ha fatto benissimo ad associarsi con Berlusconi e con Fini, permettendo così la vittoria politica di un governo di centrodestra e la sconfitta di un governo di sinistra. Chiaro, in quel momento c'era la gioiosa macchina da guerra della sinistra, che certamente avrebbe vinto se non ci fossimo associati, sebbene per poco, con un certo Berlusconi. Sempre in onda allo 0292947222, se volete dire la vostra in questo momento lo potete fare chiamando il numero fisso 0292947222. Siamo in diretta, sono le 14:20. Saluti da Piacenza da Ivan, grazie anche ad Ivan che ci sta ascoltando. E ancora volevo ricordare Umberto Bossi con una preghiera e dire che quando è venuto a Domodossola nei lontani anni '80 per sapere di più sull'UOPA, che era stata fondata nelle valli d'Ossola, Unione Ossolana per l'Autonomia, da lì è partito tutto, perché da lì ha portato nel suo cuore di copiare l'idea di autonomia e federalismo nel nord Italia e poi Salvini alla Lega in tutta Italia. Purtroppo tutto questo non si è realizzato per colpa del potere che c'è a Roma. Grazie Umberto. 0292947222. Pronto? Pronto? Buongiorno. Senta, io ho visto in diretta il funerale. Sì. Sul canale Espansione, canale 14. Sì, anche loro l'hanno trasmesso, è vero. Ah, ecco, no, perché sentivo che tutti quanti dicevano che hanno sentito solo alla radio. Io proprio era in diretta, si è vista la bara che entrava e tutta la messa e finché è finito. Certo, ti ringrazio della segnalazione, è stata ripresa da molte TV locali, Espansione TV, anche Rete 55 sul canale 88, hanno avuto la gentilezza effettivamente di fare questa diretta, ma anche sul sito del Corriere della Sera c'era un riquadro con la diretta del funerale. Il bastone dato al nostro Bossi, fatto da mio marito, questo me lo ricordo anch'io, ragazzi miei,
ma ne avevamo anche noi, in radio ce ne avete portati non so quanti, consegnato personalmente a lui a Sarezzo alla festa della Lega. Vi mando tanti saluti a tutti voi, le sentite condoglianze alla famiglia. Storico bastone della Lega, forse qualcuno di voi lo avrà anche ritirato, che poi serve sempre un bastone di questi tempi, se sei anziano per camminare meglio, ma un bastone è... Oggi tu dici i Maranza c'hanno il macete, cosa fai? Ti difendi col bastone. Ne abbiamo distribuiti molti alle feste della Lega, di questi bellissimi bastoni in legno proprio intagliato, roba bella, roba buona, e qualcuno forse lo abbiamo ancora di là in magazzino. Ancora WhatsApp al 340 67 09 659. Con la scomparsa del grande Umberto Bossi ci lascia un capo carismatico che è riuscito a smuovere e a far capire al popolo del Nord che la politica corrotta di Roma e della sinistra è un vero cancro per il nostro paese. Riposa in pace, mitico condottiero. Grazie, Lori. Non abbiamo saputo dargli il regalo dell'autonomia al grande Bossi. Un po' di vergogna. E caro ascoltatore, ce la stiamo mettendo tutta, ma come dicevo prima, essere al governo con forze alle quali dell'autonomia non frega più di tanto, capisci? Però io non lo so, ma questo io l'ho chiamato cortocircuito, il nostro condirettore Giulio Cainarca no, però il fatto che sia quest'oggi è arrivato questo stuolo di personalità, Giorgia Meloni al funerale di Umberto Bossi, la Russa al funerale di Bossi, non lo so, forse si sono accorti che in fondo non era così tanto pericoloso come personaggio. La secessione, ti ricordi? Gendarmi arrivati qua in via Bellerio, scesi a Radio Padania, io ero in diretta e vedevo i magistrati che scendevano e io continuavo a parlare, cosa me ne frega, andavo avanti a parlare. Forse hanno capito che la Lega davvero è servita a qualche cosa per lanciare un segnale importante, la questione del Nord, il buon governo del Nord che ci voleva davvero in tutta Italia. Buongiorno, ricordando la lunga storia della Lega ho vissuto tutti questi anni da leghista con gioie grandi e delusioni altrettanto grandi. Bossi è sempre stato un trascinatore dal quale mi sono sentita capita e considerata per le mie idee. La Lega è stata per me una famiglia. Grazie Bossi per quello che ha insegnato a tutti. Dio te ne renderà merito. Riposa in pace. E ancora, vediamo cos'altro sta arrivando. In questo caso ci sono anche dei messaggi audio e video. Il mio percorso con la Lega, ci scrive Roberto da Monza, è iniziato con la rivista Lombardia Autonomista. Porco cane anche a me, ma lo sai? Cioè, ero a un semaforo, praticamente me l'hanno consegnato al semaforo. No, non ero un marocchino, no, non mi ricordo chi fosse. Me lo sono portato a casa, ho iniziato a leggerlo e poi c'era il tagliandino da spedire, ragazzi miei. Tu spedivi il tagliandino scrivendo nome, cognome, eccetera, in via Arbe a Milano e ti arrivava la tessera della Lega. La tessera RIA, perché ai tempi era il 1987, ero più che giovane e quindi RIA era il fiume impetuoso, e mi è arrivata a casa la tessera della Lega. Non l'ho detto a mio padre, mi sembrava di essere quasi un secessionista, terrorista. Mamma mia, 1987. Combinazione l'anno prima di fare il militare. E fare il militare è un'altra cosa che serve molto, a farti capire come va una certa Italia, chi sono certi furbetti che se le inventavano tutte pur di non fare le guardie, pur di non lavorare in cucina. Ma proseguiamo. Roberto da Monza dice: Lombardia Autonomista recapitata nella mia buca delle lettere. Sono passati tanti anni, poi è venuto al NEI in via Rico da Monza, la piscina, e parlava già di Unione Europea che secondo Umberto era un'unione dei re di denari. Mi ha aperto gli occhi e la mente. Certa gente del Nord andrebbe aperta la testa e guardare cosa c'è dentro. Probabilmente troveremo coriandoli e stelle filanti. Ciao Roberto da Monza, probabilmente eri anche il mio vicino di casa, se frequentavi la piscina NEI. Io abitavo in via Venezia Tridentina, quindi eravamo molto ma molto vicini. Ancora ricordi? Mio padre Aldo non c'è più,
ma ha sempre trasmesso l'ideologia leghista a tanti. Siamo stati legati sempre per l'amore della nostra terra. Un bacio Patrizia e mamma. Ed eccolo qua, il referendum consultivo regionale per l'autonomia che abbiamo firmato tutti noi. E questa autonomia, oh mamma mia, storica, la tessera di socio sostenitore giovane 1992, la mia tessera RIA del 1987 è ancora di là in redazione, non scappa mica. Ed eccola qua, la nostra ascoltatrice con in mano il quotidiano La Padania. A Pontida, a Pontida. Bei tempi, belle storie e, ripeto, devono essere ancora anche questi tempi. Lo sforzo che dobbiamo fare tutti noi è riportare la Lega a quei tempi, non certo i tempi della secessione, ragazzi miei. Avevamo sparato in alto per dire una cosa importantissima, che quella non era la nostra Italia, che la volevamo diversa, che volevamo un'Italia federalista, un'Italia del nord, del centro e del sud, le famose macro regioni, un'Italia unita sì, ma all'interno delle differenze e delle responsabilità. E queste sono parole non mie, ma di un Presidente della Repubblica. Ciao Sammy, io ricordo Bossi fin da piccolo perché qui in casa mio papà lo seguiva e mi portò a vedere un comizio in piazza, così come andai e mi portarono a vedere i comizi di Buonanno, grandissimo. Poi la vicenda di Belsito mi fece incazzare ed è come se crollò un sogno, come mi incazzai quando in tanti abbandonarono il partito, quando un vero eroe come Salvini tentò e tenta tuttora di rimettere a posto i cocci di quelli che hanno contribuito a sfasciare la Lega, con ancora quella malsana voglia di 3%. Anche io ero pro secessione e pro Padania, ma i tempi cambiano e spesso è l'Unione Europea il vero nemico. È vero, ce ne siamo accorti. Io mi ricordo quel giorno alla macchina del caffè con Salvini, Morelli, e ce l'hanno detto chiaramente: ragazzi, da domani il vero nemico è l'Unione Europea. Immigrazione, tasse inique lo sono sempre state e bisogna essere un partito nazionale dove ogni regione deve dare il meglio per i propri territori. Adesso vorrei che anche chi si è allontanato tornasse, desse il suo contributo senza continuare a formare partitini e aiutare la sinistra solo per invidie personali e per il proprio orticello, che con l'Europa contro può andare poco lontano. Bravo Fabio da Vercelli, veramente. Penso che sia importantissimo quello che hai detto e soprattutto l'appello a vari leghisti che sono fuoriusciti. Allora, prima sono usciti dalla Lega perché era arrivato Vannacci, giusto? Adesso che Vannacci è arrivato, che cosa fanno? Si fanno le leghe, si dice così in termine molto triviale, volgare, si fanno le leghe e pensano di ricominciare da zero, come fosse uno scherzo mettere su un partito oggigiorno, tanto c'è Facebook, c'è Instagram. Io sono del parere che forse bisognerebbe cominciare a ragionare di metterci insieme, di fare qualcosa per il nostro territorio, nord, centro, sud, come fece tanti anni fa la Lega, facendo l'Alleanza Nord, ma anche alleandosi a movimenti del centro e del sud. Che ne pensate? Certamente ai posteri l'ardua sentenza. Il nostro canale è un laboratorio politico importantissimo. Quante cose diciamo la mattina dalle 7:30 quando io conduco la rassegna stampa e vi lascio parlare, raccontare. Cerchiamo di trovare la famosa quadra, proprio come la chiamava Umberto Bossi. Grazie a Bossi ho capito la politica. Militante dal 1994, l'ho seguito sul POI, tutte le nostre battaglie a Pontida, nel fango, è vero, Olvia da Olgiate, è vero, il fango di Pontida altamente curativo, ragazzi miei, Purtroppo negli ultimi anni non l'abbiamo assaporato abbastanza. Tu dici Sammy, ti è, però effettivamente mi ricordo quando alla fine la gente si toglieva gli scarponi e proseguiva scalza. La stessa cosa, vi ricordate, è avvenuta a
Venezia. Quei giorni che facevamo Venezia, ragazzi, e tirava un vento, una pioggia e la gente si toglieva le scarpe e andava senza, ma quale problema? Almeno non c'era il fango. Chi ha dei ricordi e me li vuole raccontare? 0292 94 7222. Siamo anche la radio memoria storica di tanta gente che ha vissuto l'inizio, la nascita della Lega e che ha trasmesso questo imprinting poi ai propri figli e ai propri nipoti. Io, ad esempio, lo sto facendo con mio figlio Elia, mia figlia Tabata. Certamente non li obbligherò a votare Lega quando avranno 18 anni, ora ne hanno 15, però stiamo spiegando veramente chi era Bossi. Infatti mio figlio Elia è rimasto a bocca aperta quando giovedì sera è arrivata la notizia: è morto Bossi. È morto Bossi, mi ha detto. Lo conoscevano anche attraverso tanti meme, si chiamano così quei filmatini corti che girano su Instagram o su TikTok e che servono, a volte ridendo, scherzando, ma servono a raccontare anche il passato. E allora cosa ho fatto giovedì? Ho aspettato mezz'ora e poi mi stavate tempestando di messaggi, chi ha la fortuna o la sfortuna di avere il mio contatto personale, mi continuavate a chiamare, a telefonare, e allora ho mollato tutto alle 9:30 di sera e sono venuto qua in radio e, come si fa sui giornali, ho tirato il freno a mano e ho detto: bene, da adesso mandiamo in onda solo la voce di Umberto Bossi. E così è stato e così sarà ancora. Tra poco si conclude questa diretta e ricomincerà la voce di Bossi. La lasciamo suonare e rintronare nelle nostre orecchie, il Bossi antico, quello più recente, il Bossi che ci ha insegnato che cos'è un territorio, quale amore per il territorio dobbiamo portare avanti. Cose, ripeto, importantissime che dobbiamo assolutamente tramandare ai nostri figli, ma anche inserire nella vita politica di tutti i giorni. Come fare? Per fortuna abbiamo un Matteo Salvini e non soltanto, che ci possono dare buoni consigli quotidiani. Intanto però mi avete richiesto ancora i filmati dell'uscita della bara, del feretro di Umberto Bossi dall'abbazia, e li riprendiamo volentieri perché sono momenti storici importanti. Se domani acquisterete un quotidiano ci sarà solitamente la fotografia e niente di più, e qui c'è proprio la storia, la conclusione della storia di una certa Lega, ma io non voglio che finisca qui, voglio che prosegua. Grazie a tutti voi. Sentiamo ancora e vediamo questi filmati. In questo momento sta uscendo la bara di Umberto Bossi dalla chiesa, dall'abbazia di Pontida, e sta scendendo le scale, portata a spalle. Si intravede a fatica dietro le bandiere, eccola lì. Vedete la moglie di Umberto Bossi, figli, Giorgetti. Si vede Calderoli, il presidente della Camera Fontana. Libertà! 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 Libertà!
Filmati irripetibili, quelli che Giulio Cainarca ci ha fatto avere direttamente a Pontida, e molti di voi lo avranno incontrato. Eccone un altro. Non credo ci sia bisogno di ulteriori commenti. C'è Giancarlo Giorgetti piuttosto spazientito. No. Preghiamo. Dio Padre Onnipotente, la nostra fede confessa. Eccola qua, quindi la selezione di immagini con alla fine il momento più strappalacrime, il canto del Va Pensiero da parte degli alpini. Riascoltiamolo. Ed ecco le immagini irripetibili, voi che ci avete guardato in radiovisione, su Facebook, su YouTube, voi che avete scaricato l'applicazione di Radio Libertà o semplicemente avete un computer sotto mano, avete visto immagini storiche, irripetibili, che chissà quale media poi lo manderanno in onda, chi lo sa. Certamente se vi trovate in giro in macchina, se non avete potuto seguire, ricordate che tutto questo lo trovate poi sui social, su Facebook, su YouTube, cercando Radio Libertà o cercando Lega Salvini Premier. È stato tutto trasmesso su queste frequenze. Chiaro che
l'appello figlio d'Apollo di Sammy Varin è anche questo: cercare di aiutare Radio Libertà per far sì di ritornare ad avere un canale televisivo come avevamo fino a luglio dell'anno scorso, il canale 252. Ci potevate anche vedere se il vostro televisore era collegato ad internet. Questo purtroppo non è più possibile per una questione, avete capito bene, di soldi, di denaro. La radio è un qualcosa che costa molto meno della televisione. Già noi come TV costavamo pochissimo, ma le spese erano comunque troppe, e quindi l'appello che vi possiamo fare è quello di aiutare Radio Libertà andando sul sito radiolibertà.net, cliccando sostienici, dona ora. Intanto vai in alto verso destra, lo vedi, sì, il tastino, ci clicchi sopra e ti si apre il mondo con il conto corrente postale 37671294, con la possibilità di aiutarci tramite un bonifico. Insomma, le possibilità sono in mani, e lo sapete che Sammy Varin vi chiede soltanto 5 euro, certo che lo sapete. Me ne vado. Certo, me ne vado, e ci salutiamo qui, non prima di avervi fatto sentire quella che è la colonna sonora di questi giorni, voluta da Matteo Salvini, l'Amazing Grace, che abbiamo ascoltato anche con le cornamuse in questi minuti così tristi. Poi il Va Pensiero, che mi pare di capire ritornerà alle 7:25 del mattino, non lo so, non so quando, non so bene, però c'è questa possibilità. Non posso che ringraziare Natalia per la presenza domenicale, tutti voi per questo abbraccio incredibile che ci siamo dati quest'oggi, ma che ci continueremo a dare, perché la Lega è qualcosa di più di un partito, è una famiglia. Da Sammy Varin è tutto, buona domenica con la nostra radio.